Volevo spiegarvi chi siamo, cosa facciamo e che cos'è questo spazio. Noi siamo Associazione Ora Ucraina, nata a gennaio di quest'anno, ma per iniziativa delle persone che avevano già una certa esperienza nell'ambito di volontariato, e il nostro compito è quello di occuparsi di cultura ucraina, farla uscire dall'ombra della cultura russa che ha colonizzato il nostro paese per secoli e l'ha schiacciato. Ma è una cultura talmente vitale che nonostante tutte le tragedie, guerre, carestie, è riuscita a sopravvivere grazie all'entusiasmo delle persone che a volte rischiando la vita l'hanno tenuta viva. Devo ringraziare intanto la prima circoscrizione, adesso ci sarà la parte di ringraziamenti, che la prima circoscrizione del Comune di Verona che ci ha dato il patrocinio è la sala. Associazione delle famiglie e dei genitori cattolici che ci ha dato il patrocinio e che forse saranno venuti, se c'è qualcuno di quelle organizzazioni fatevi avanti. Devo ringraziare le nostre amiche dell'associazione La Rondine di San Donà di Piave, che pur essendo un paese molto più piccolo di Verona è la fonte di questa mostra, perché c'è un gruppo di ucraini italiani molto attivo. Questa mostra è itinerante. Ha cominciato il suo viaggio a settembre e andrà avanti fino a febbraio prossimo. Noi siamo solo una delle tappe, però noi abbiamo voluto arricchire questa mostra perché noi nel nostro organico abbiamo 3 artiste, 2 delle quali sono presenti qua. La nostra Olena Borisova, che fa parte della Società delle Belle Arti, e non è poco per una donna straniera profuga. Abbiamo la nostra Nadia Schidam, dove si nasconde Nadia, eccola, è arrivata dalla Crimea, e poi c'è anche una signora che il suo quadro è lì, che non è venuta oggi, però ha regalato un quadro. Questi sono i nostri ringraziamenti. E adesso c'è anche una cosa molto importante, perché dopo la nostra presentazione ci sarà anche un momento conviviale. Il rinfresco è offerto dai nostri amici, dai nostri cari amici quasi parenti delle Malve dell'Ucraina, Ivanka e la fondatrice della prima associazione ucraina. Pensate, nel lontano 2008 lei ha trovato insieme alle sue amiche forza e capacità per organizzarsi e formarsi, e ad aiutare a portare questo cibo è stata la rete di negozi ucraini Mix Market e Monolith Italia, che hanno fornito oggi per noi la gioia di mangiare cose della nostra terra e condividerle con voi, ma lo fanno anche ogni giorno. Lo fanno ogni giorno per la gioia di tutte le persone dell'Est e di tutti i nostri amici italiani. Ecco, questo mi fa proprio piacere che a Verona c'è questa rete di realtà che si danno una mano. Però c'è un'ultima cosa che non ho menzionato, perché c'è anche un quadro che arriva da lontano, e a portarlo sono le nostre ospiti, arrivate da Ivano-Frankivsk, apposta per questa sera. Hanno fatto 2 notti in autobus per poter parlare a voi e con voi. E sono rappresentanti dell'associazione dei parenti dei difensori uccisi in guerra. Difensori e difensore, perché in Ucraina si distingue anche uomini e donne. E quindi io chiedo di venire qua la loro presidente dell'associazione, signora Galina Batiuk, che oltre a gestire questa organizzazione è anche la consigliera del municipio di Ivano-Frankivsk per le questioni legate alle famiglie dei veterani e dei caduti. Okay? Також я хочу представити Марію Вуянко. Будь ласка. Сьогодні з нами має присутньою Віра Соболь, 4-та жінка, яка несе цю історію Італією.
Ми її покажемо онлайн, але з нами сьогодні є представниця родин зниклих безвісти Тетяна Марчук. Diamo il benvenuto alla signora Tetiana Marciuc che rappresenta un'altra categoria, quella dei parenti delle persone disperse. E siccome l'immagine che ho alle spalle non è solo un'opera d'arte, è anche un oggetto di culto, un'icona consacrata, era importante per noi avere anche una preghiera in questo caso greco-cattolica, fatta dal nostro Andrei Polifno. Prima di fare una preghiera vorrei dire che è molto difficile per noi capire una donna, una mamma che ha perso il bambino. È ancora più difficile capire e dare sua comprensione a una mamma che ha perso il bambino via una ingiustizia, che ha un nome di un paese, che ha magari anche un nome, non magari ma per certo, un nome di una persona che l'ha fatto. E vivere con questo è molto difficile per noi capire questo. Però nella storia è successo già. Abbiamo Maria che ha sofferto e magari solo lei può capire queste mamme che soffrono nemmeno poco di lei. Vorrei fare questa preghiera e la faccio in lingua ucraina. Vi chiederei di alzarvi. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас. Грація. Як зазвичай в Україні ми відкриваємо захід виконанням українського гімну. І хто знає слова, будь ласка, хто пам'ятає, приєднуйтеся. E ovviamente non può mancare, lo sanno tutti quelli che vanno alle nostre manifestazioni, l'inno nazionale. Chi lo conosce canti con noi, chi no può solo alzarsi in piedi. Безмежно дякуємо. Дякуємо, бачимо ваші очі, українські очі. Щиро вам дякуємо, що ми всім серцем, всі разом. І надзвичайно дякуємо Марині Соріні, яка це все придумала, ініціювала зробити саме тут, яка запросила українських, італійських друзів. Ця солідарність з Італією для нас є дуже важливою. Ну так, ми були в Італії до повномасштабного вторгнення, до війни, це для нас не новина, але те, як Італія включилася в допомогу, в підтримку України і в 2014 році, і зараз в 2022-му,
І те, як нас зустрічають зараз, це надзвичайно цінно. Allora, intanto grazie a voi tutti, grazie per i vostri occhi lucidi, grazie agli ucraini e grazie agli italiani. Noi conoscevamo già il vostro paese anche prima dell'invasione su larga scala, però e li volevamo già bene, ma quando abbiamo visto quanto aiuto ha dato l'Italia, il nostro amore è cresciuto ancora di più ed è molto importante per noi che voi siate qua. Дякую. Попрошу фото нашої асоціації. No. La foto delle associazioni. Так склалося, що в червні, 28 червня, на День Конституції України, у 22-му році загинув мій чоловік, який добровольцем пішов на війну, маючи 3 неповнолітніх дітей. 28 giugno del 22, quando festeggiamo il giorno della Costituzione ucraina, mio marito, padre dei 3 figli, che è andato volontario in guerra, è stato ucciso sul fronte. Трошки вийшовши з коматозного стану, побачивши, що таких, як наша родина, є сотні навіть в нашому місті, Івано-Франківську, на заході України, ми об'єдналися в асоціацію і створилися в лютому 23-го року. Dopo che mi sono ripresa dallo shock verso il febbraio dell'anno successivo, abbiamo fondato una nostra associazione perché ci siamo resi conto che di persone come noi ce ne sono a centinaia solo nella nostra città. Ми зрозуміли, що ворог може, вбивши наших рідних, може вбити і нас, нашою зневірою, впадком сил. І ми побачили, що наша сила в об'єднанні, і коли нас стало поряд пліч-опліч більше, ми змогли рухатись далі. Ci siamo resi conto che dopo aver ucciso i nostri cari, il nemico può uccidere anche noi. Ci uccide con la mancanza di fiducia, ci uccide con la depressione, ma se noi ci uniamo, ritroveremo la forza di andare avanti. На початку створення нашої організації офіційно зареєструвалося в спільноту 44 людини. На сьогоднішній день у нас в нашому місті понад 1000 вбитих. І в нашій асоціації офіційно є 260 членів асоціації, але ми працюємо з усіма родинами загиблих. Allora, all'inizio, al momento della fondazione, avevamo circa 44 persone nel nostro gruppo. Allo stato attuale di morti, di uccisi in guerra, ci sono circa 1000 e 260 di loro fanno parte del nostro gruppo, ma noi aiutiamo anche tutti gli altri, anche se non sono iscritti. Для тих, хто знає, де знаходиться Івано-Франківськ, це на заході України. Але в перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого, було вбито першого захисника саме в нашому місті. Прилетіла ракета в аеропорт і вбито було Василя Хмельницького, батька також 3 дітей, військового, в нього залишився син Богдан Хмельницький. Allora, la nostra città, Ivano-Frankivsk, è nelle regioni vicino all'Europa. Sembrerebbe lontano, eppure il primo giorno dell'invasione, il 24 febbraio del 22, un difensore della patria è stato ucciso nella nostra città perché un razzo russo ha colpito l'aeroporto. Lui si chiamava Khmelnytsky di cognome, aveva 3 figli e uno di questi figli rimasti orfani si chiama Bogdan Khmelnytsky. E sono rimaste anche 2 sorelline. Тому ми щоразу розуміємо, що війна значно ближче, ніж на східному кордоні чи на північному з сусідом. Quindi per noi dal primo giorno era chiaro che la guerra è molto più vicina, non è solo concentrata sulle lontane frontiere vicine a quel paese. Під час однієї з поїздок в Італію з проектом «П'ята» в перший день виїзду з України
прилетіла ракета в центр міста поблизу родильного будинку, пологового будинку, і було вбито батька з донькою цивільних, 15-літню доньку, які після провідування вагітної дружини прямо на вулиці загинули в той день нашого виїзду. 24 marzo di quest'anno noi siamo venute per portare pietà ucraina in Italia. Lo stesso giorno un razzo russo ha colpito il reparto maternità della nostra città, uccidendo un padre e una figlia che sono andate lì a trovare la mamma che era incinta del prossimo bambino e sono morti. Географія нашої організації значно ширша за межі Івано-Франківська, тому що в нас дуже багато є вимушено переселених людей з різних регіонів, які втратили житло, попереднє життя і рідних на війні батька, чоловіка, сина. Ma la geografia delle persone che noi aiutiamo è molto più ampia che solo Ivano-Frankivsk, perché la nostra città ha ospitato tante persone profughe dalle regioni occupate e anche fra loro ci sono quelli che hanno perso la madre, il padre, figli, eccetera. Можете переключити це фото з одної з перших поїздок, коли ми тільки дізнавалися про співпрацю, про п'яту. І на наступних, там дві фотографії, як наша громадська організація знаходить якісь сили, якісь ресурси. E nella prima foto avete visto uno dei nostri primi viaggi in Italia quando venivamo per prendere gli accordi riguardanti la pietà. Qua invece vedete com'è che riusciamo a trovare la forza, dove è la sorgente dell'energia per noi, nel stare insieme. E questa è la città di Ternopil, c'è qualcuno che viene da lì? Eccoli. Zarvanizia si chiama, però non saprei cos'è. Ha un centro di villeggiatura, una sorta di resort dove va la gente di tutta l'Ucraina. Зараз ми хочемо все ж таки перейти до п'ята. Ця картина, яку ви бачите тут, створювалася в музеї, краєзнавчому музеї в Івано-Франківську. Вона робилася руками художників, також родинами загиблих, матерями, дружинами, дітьми, військовими, цивільними. Це робота, напевно, сотні людей. Вона стояла в музеї 11 місяців. Adesso passiamo all'opera che stiamo presentando. È nata all'interno del Museo di Storia Locale di Ivano-Frankivsk ed è stata disegnata da persone che hanno perso un parente in guerra, dai militari stessi e anche dai pittori. In totale circa 100 persone hanno lavorato a questo progetto. Саму цю роботу створив художник Андрій Єрмоленко, який зараз є військовослужбовець, і він нам записав звернення. Il disegno iniziale è fatto da Andriy Yermolenko, che è un celebre designer ucraino, veramente ben noto da tutti, e lui è adesso in guerra perché si è arruolato e ci ha mandato un messaggio di saluto. Український дизайнер, художник, а зараз військовослужбовець. Напевно, було б мені легше і краще, якби я зараз десь був між вами, десь в Італії відкривав цю п'єсу. Тому що 2 роки тому я її придумав і реалізував як діджитал арт. А потім Ярина Стецик з друзями, з мамами загиблих вояків, її зробила матеріально. І це дуже круто. Але, на жаль, я не можу, бо я зараз військовослужбовець і виконую свої обов'язки. Але зараз хочу до вас звернутися. Ви неймовірно круті, що допомагаєте Україні. Ви неймовірно круті, що несете слово правди по світу і говорите про це. Саме тому Божа Матір на руках тримає свого Сина Ісуса Христа, а в нашому випадку на Ісусі Христі військова форма. Бо Україна – це є ота жертва,
за мовчання в цьому цивілізованому світі. В Страсний тиждень ми не маємо права брехати самі собі. І ми всі, весь цивілізований світ, знає і розуміє, хто винуватий в цій війні і хто на кого напав. Не можна виправдовувати гвалтівника, який гвалтує свою жертву. Не можна виправдовувати терориста, який вбиває свою жертву також. Не можна закривати очі і говорити, це лише бізнес. Навпаки, для того, щоб гвалтівник або терорист не вбивав людей і не гвалтував свою жертву, їх треба обмежити. В даному випадку це можна зробити за допомогою санкцій, які будуть накладені на Російську Федерацію, за допомогою того, щоб не давати російським культурним діячам виступати по всьому світу, щоб вони були табуйовані, а не легітимізовані. І говорити, що Росія до цього не має ніякого стосунку. Що культура поза політикою. Ні, культура є всередині політики. Культура є сама політика. І ми маємо всі це розуміти. І навіть оцей захід, який відбувається в Італії, це також політика. Але політика правди, політика волі. Ми маємо розуміти всі, що поки Росія веде цю війну в Україні, вся Європа в небезпеці. Росія зламала світовий устрій. Росія була перша, хто це зробив. І потім терористи і всі інші чокнуті і схиблені на владі персонажі в інших країнах почали давати собі можливість, що так можна робити. Будь ласка, не вчіть, будь ласка, допомагайте Україні. Будь ласка, рятуйте українців. Ви і так це робили. Ви це робили в 22-му році, коли прихистили дуже багатьох українців в Італії. Ми це пам'ятаємо. І за це вам дякую. Але не забувайте, до цього часу в Україні гинуть українські діти. Одні діти – це матері, які взяли автомати і пішли воювати, а другі діти, яким ще не виповнило 16 років навіть. І вони гинуть від обстрілів, від бомб, які падають на Україну. І це все Російська Федерація. Не забувайте це. Ваш Андрій Ярмоленко, дякую за те, що ви робите. І запам'ятайте, що слово Як ви почули, початок історії п'яти відбувся на Страсний тиждень в Італії. Перша зупинка була саме в італійському містечку Тоді, звідки якраз Джованні Антонелі. Quando la pietà ucraina ha cominciato il suo viaggio in Italia, era la settimana santa, e abbiamo cominciato proprio dalla città di Todi, dalla quale proviene il nostro amico Giovanni Antonelli. Зараз початок історії цієї картини, але що ви на ній бачите? Цю картину кожен бачить своїми очима, і крім того, що ви почуєте, ви закладаєте свій зміст. Тут мати тримає, як на п'яті Мікеланджело, Богородиця тримає Ісуса, на цій картині мати Богородиця тримає вбитого військового воїна. Він захисник, він нікуди не йшов, ні на кого нападати. Він пішов захищати свої кордони, і він був нагло вбитий. Questo quadro ovviamente è complesso, ciascuno può vederci qualcosa di diverso, però la trama principale è che vediamo una donna, una madre che tiene in braccio un difensore, cioè una persona che non aveva nessuna intenzione di diventare militare, che non ha attaccato nessuno, che ha dovuto reagire
all'aggressione, all'invasione e ha sacrificato la sua vita. Це якраз фото з відкриття п'єтеї в Івано-Франківську. Це було 16 квітня у 25-му році. 11 місяців воно було в музеї. Тут є присутні родини загиблих, дуже багато організацій, і художники, і представники влади. Всі спільно зробили цю роботу. І далі вона вийшла з музею. Il 16 di aprile del 2025 abbiamo inaugurato questo quadro presso il Museo della Storia Locale a Ivano-Frankivsk. Per 11 mesi è rimasta lì e poi ha cominciato a muoversi, a spostarsi. 2 дні місто мало можливість побачити цю роботу на вулиці. Це була презентація, і кожен охочий міг поставити автограф позаду цієї картини. La prima tappa era la piazza centrale di Ivano-Frankivsk, dove era esposta in pubblico e chiunque poteva lasciare un pensiero sul retro dell'opera. Отак вітання з Івано-Франківська прийшло сьогодні в Верону. E ora questa staffetta di solidarietà è arrivata fino a Verona e poi andrà a Bologna. Так. Ми, ті представниці нашої організації, та маленька часточка, обійшли дуже багато місць, сповіщаючи про п'яту в Італії, проводячи паралель між Україною і Італією. Дуже багато людей, які нас зустрічали, звертали увагу і були надзвичайно вражені. E noi quando viaggiavamo da una città italiana ad altra portavamo il quadro in giro e trovavamo proprio una reazione emotiva molto forte da parte delle italiane che ci sostenevano. Ми дали величезний матеріал свідчення Vatican News, і новина з нашими свідченнями і з фото у Ватикані облетіли весь світ. Siamo stati anche al Vaticano e nel notiziario del Vaticano hanno fatto un reportage su di noi e così il nostro quadro ha fatto il giro di tutto il mondo grazie a Vatican News. Першою зупинкою було містечко Тоді, де вона перебувала тиждень. Вона освічувалася день і вночі, і будь-хто міг побачити через вітрину цю велику роботу. La prima fermata in Italia era a Todi, dove l'abbiamo esposta di modo che possa essere vista giorno e notte perché era accanto ad una finestra, era illuminata e chiunque poteva vederla. Ми також відвідали мера міста Тоді, Антоніо Роджані. Він дуже вражений був силою України, захоплювався нею. E anche la nostra visita al sindaco di Todi, Antonio Reggiani, ha trovato in lui una risposta emotiva molto forte. Non commento sulla presenza di sindaco di Verona. Прошу. Next. Next. Зараз ви бачите попереднє фото. Картина була у величезній храмі Пресвятого Розп'яття міста Тоді у Дона Марчелло Кручані. Qua siamo dentro la chiesa di Santissima Crocifissione di Don Marcello Cruciani. Ми відвідали посольство України при Ватикані Андрія Юраша. Він з нами поспілкувався і заручився підтримкою нашої історії. Також ми були next, please. Так, це Андрій Юраш. Також ми мали домовленість в соборі Святої Софії. Тут можна швидше фото перещолкувати. І вже через місяць картина, так як була презентована в Івано-Франківську, була представлена на площі Собору Святої Софії.
E dopo abbiamo preso accordi con la chiesa di Santa Sofia, che per chi non la conoscesse è la chiesa dei greco-cattolici, quindi della parrocchia ucraina storica degli anni 70 che c'è a Roma, una loro chiesa. Ми також були біля місця народження Мікеланджело Буонаротті. E non potevamo non andare nella città dove era nato Michelangelo Buonarroti, dal quale parte l'idea. Так. Non ancora, abbiamo cominciato da questa è tipo la terza Коли... Ні, ми почали з Італії, тому що ми бачимо таку от паралель. Італійський скульптор відомий, і історія прониклася українським солдатом. Італія і Україна разом. Але, звичайно, ми маємо вже домовленість про наступну країну Польщу, Чехію і далі. Infatti, rispondendo alla domanda della signora, abbiamo cominciato dall'Italia perché l'idea nasce dal riferimento a Michelangelo che unisce, diciamo, le nostre culture, però poi andremo senz'altro in Polonia e in Repubblica Ceca. Я постараюсь тут коротко розказати про те, що буде на фотографіях. Так, показую. Наступна велика станція була в Кале Валенце, це великий відпустовий центр, переключайте, де з'їхалося 500 паломників з Італії, українських паломників, які бачили цю картину і бачили її представлення. Questo era un pellegrinaggio dei fedeli ucraini in Calle Valenza, ed erano 500 persone, in Umbria, in Umbria. Це собор Святої Софії, і на представленні картини на площі Святої Софії було два посла України в Італії і України в Ватикані, присутні на даній події, були дуже вражені. C'erano anche due ambasciatori dell'Ucraina presso Vaticano. Ah sì, quello dell'ambasciata presso l'Italia e presso la Santa Sede, ed erano molto impressionati. Давайте далі. Далі. Це була зустріч з Ігорем Брусилом. Далі. Тепер ми хочемо вас попросити знову піднятися і вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих воїнів. Prima di passare al racconto degli altri testimoni vi chiediamo di alzarsi in piedi per un minuto di silenzio in onore di chi può si alzi, chi no, signore. Дякую. Зараз ми запустимо, не буде 5 хвилин. Ми запустимо маленька частинка вбитих в Івано-Франківську. Вбитих героїв не тільки з Івано-Франківська, насправді їх набагато більше. Це звичайні цивільні люди, які, частина з них військових, які взяли зброю і, маючи своє життя, Il video che adesso vediamo vi fa vedere i volti delle persone che abbiamo appena commemorato, cioè dei semplici civili, gente pacifica che si è arruolata per difendere la propria casa e non è tornata a casa. Questi sono solo di Ivano-Frankivsk, una sola città.
alcune sono di regioni di Donetsk, non solo Ivano. Вибачте за такий довгий ролик, але це насправді дуже маленька частинка загиблих, убитих в нашому місті і в нашій Україні. Scusate se vi sarà sembrato un po' troppo lungo questo video, ma in realtà è una minima parte delle persone uccise dall'esercito russo nella nostra città e nelle altre città dell'Ucraina. Дехто з них не дожив, не побачив народжену дитину. Дехто з них, будучи в старшому віці, пішов, щоб не прийшлося воювати їхнім дітям. Дехто настільки був юний, що не встиг створити сім'ю і, залишивши єдину матір, пішов захистити свою єдину матір і кожного з нас. Tra loro c'erano per esempio persone che non hanno mai visto nascere il proprio
figlio, perché sono stati uccisi prima del patto. Ci sono quelli che pur essendo in età matura hanno deciso di arruolarsi affinché i loro figli possano non farlo, cercando di vincere questa guerra. E ci sono anche quelli che non hanno fatto in tempo a formare una famiglia, avevano solo la mamma e hanno lasciato la mamma a casa e non torneranno più. Sono andati per difendere loro madre e sono stati uccisi. Ви не могли не звернути увагу, що в кінці відео кілька буквально зображень людей, які загинули, але їхні тіла не повернулися. Немає можливості їх забрати. E c'era anche una categoria a parte, che forse avete notato alla fine del video, sono persone che sappiamo certe che sono morti, ma i loro corpi non sono stati recuperati, non c'è possibilità di andare a prenderli. Буквально хвилинку вашої уваги ми включимо звернення нашої Віри Соболь, дружини, котрої чоловік загинув, але тіло немає. Мене звати Соболь Віра, я дружина загиблого Ярослава Соболя, який загинув у 22-му році на початку листопада на Донецькому напрямку Бахмутського району. Allora, questo è un video saluto della signora Sobol che non ha potuto venire ma che ha voluto lasciare un messaggio e suo marito è stato ucciso ad ottobre del 22 vicino a Donetsk. Населений пункт спірний. На жаль, до сьогодні немає тіла і немає місця, де ми можемо прийти, помолитися або оплакати його душу. E quindi il suo corpo non è stato recuperato e noi tuttora non abbiamo un posto dove possiamo tornare per compiangerlo e per pregare per la sua anima. Син воював 6 років на Запорізькому напрямку, тому мій чоловік взяв зброю, коли розпочалося повномасштабне вторгнення і пішов захищати також, допомагати звільнити нашу землю. Мене звати Соболь Віра. Nostro figlio era nell'esercito da 6 anni, poi ha finito il servizio, è tornato a casa e poi il padre si è arruolato. Віри двоє дітей, син, дочка. Дочка Віри якраз теж малювала цю картину, і вона, не маючи могили, куди можна прийти помолитися за душу свого батька, вона сюди вкладала свою молитву. Signora Vira ha 2 figli, maschio e femmina, e sua figlia, non avendo un posto dove poter andare a piangere suo padre, ha messo tutte le sue emozioni dentro questo quadro perché era fra le autrici. Далі я хочу запросити нашу Марію до слова. Adesso invitiamo signora Maria. Насамперед хочу дуже вам щиро подякувати за вашу таку велику, за вашу великодушність, за ваші великі серця, що ви сьогодні прийшли вшанувати разом з нами наших загиблих дітей, чоловіків, братів. Intanto volevo ringraziare voi tutti perché siete persone di grande cuore, se avete trovato tempo per venire qua a ricordare i nostri figli, i nostri fratelli uccisi. Ми повинні пам'ятати всіх, тому що, знаєте, це нам потрібно. Їм, напевне, не потрібно, вони бачать наше ставлення, це потрібно нам. Questa è una esigenza nostra, a loro in fondo non importa più, però noi ne abbiamo bisogno di ricordarli. І ми повинні не забувати, що війна триває з 2014 року. І жертв дуже багато. Ми не знаємо повної цифри, але їх дуже багато. І як Богородиця знає всіх,
без винятку, кожне наше прохання, так і Богородиця, тримаючи на руках Ісуса воїна, пам'ятає про всіх. Dobbiamo ricordarli, anche se non sappiamo esattamente quanti sono, ma il numero dei caduti è veramente alto. L'unica che li conosce una a una è la Madre di Dio e lei li ama, lei li ricorda. Мій син Марко загинув 30 квітня 2024 року. Це якраз був Великодній тиждень, Страсний тиждень. Mio figlio Marco è caduto nella settimana della Passione, prima di Pasqua, fine dell'aprile del 24. Йому було 33 роки. Він мріяв жити, мріяв подорожувати. Дуже любив Італію, дуже любив Європу, найбільше любив Україну. Lui aveva 33 anni, amava molto la vita, amava viaggiare in Italia, ma più di tutto amava l'Ucraina. Кожний з воїнів, перебуваючи на фронті, робить неймовірні зусилля для того, щоб зупинити війну. Але настає той момент, очевидно, можливо, Бог їх обирає віддати життя за Україну, за свободу людства. Tutti i nostri difensori sul fronte fanno il possibile e immaginabile per fermare la guerra, però poi arriva il momento in cui Dio li sceglie e gli dice devi dare la tua vita. І коли пієта Богородиця, вона подорожує сьогодні. Вона не є статичною, вона подорожує світом разом з нами, разом з усіма нами, тому що ми всі покидаємо домівки свої. І матінка це відчуває. Вона відчуває кожного хлопця, кожного чоловіка, який загинув. І ми вам теж дуже щиро вдячні за цю пам'ять. E non è un caso se Pietà viaggia, perché viaggia sotto l'occhio benevolo di Vergine Maria, che ricorda tutti, protegge tutti e ci aiuta anche nel nostro percorso. Дякую, слава Україні! Хочемо запросити Олену Мордік, яка пережила дуже багато, вона сама про себе розкаже. Це також дружина полеглого захисника. Passiamo la parola a signora Olena Mortic, che ha vissuto veramente tante esperienze ed è anche la moglie di un difensore caduto. Мене звати Олена, я ветеранка Азова, захисниця Азовсталі і пройшла російський полон. Sono Olena Mordic, sono una dei difensori di Azovstal e sono stata anche prigioniera dei russi e sono sopravvissuta. Для мене війна почалася ще у 2014 році, як і для багатьох українських людей. Ми під час окупації виїхали з чоловіком, з двома доньками, взяли лише 2 паспорта, сумку з речима для доньок і переїхали до міста Маріуполь. Per noi, come per tanti altri ucraini, la guerra è cominciata nel 2014. Noi abitavamo a Donetsk e abbiamo preso solo una borsa con i documenti, i nostri 2 figli e siamo andati trasferiti nella città di Mariupol. Згодом пішли до полку Азов захищати батьківщину. E poi siamo entrati nel Azov per difendere la nostra patria nel reparto militare. За тиждень до повномасштабного вторгнення чоловік настояв, щоб ми доньок відправили на захід України. Я не хотіла вірити, що нам знову прийдеться все втрачати, бо на Донбасі ми втратили і роботу, і житло,
І я не думала, що у 22-му році можна втратити набагато більше. Nel febbraio del 22 mio marito insisteva affinché mandassimo le nostre figlie nelle zone dell'ovest del paese e io non ci credevo perché io dicevo abbiamo già perso tutto una volta, mica può succedere di nuovo, abbiamo perso casa, lavoro, tutte le nostre abitudini e adesso secondo te dovrà succedere ancora? Non ci credevo. Ми відправили доньок до Івано-Франківська, а самі лишилися захищати Маріуполь. Були важкі бої за Маріуполь, було багато втрат. Нас просто бомбардували з неба, з моря, артилерія, авіабомби. Авіабомбу скинули на драмтеатр. Авіабомбу скинули на роддом. Загинуло дуже багато людей. Азовці рятували ті, хто вижив. Allora, così abbiamo mandato le nostre figlie a Frankivsk e siamo rimasti a difendere la città, perché la città era bombardata da tutte le direzioni, dal cielo, dal mare, dalla terra. E i russi non si facevano scrupoli, hanno buttato una bomba sul teatro del dramma, di cui parliamo dopo. Hanno buttato una sul reparto maternità ed è morta tanta gente. Спочатку ми з чоловіком були разом, потім нас роз'єднали, ми були на різних локаціях і ми не бачилися 1,5 місяця. Ми думали, що вже і не побачимось. На нашому бункері був Starlink, і ми іноді переписувалися і писали одне одному, що напевно ми вже ніколи не побачимось. Quando è cominciata la difesa di Azovstal, io e mio marito siamo stati separati perché eravamo nei reparti diversi e eravamo nei bunker diversi e per fortuna c'era Starlink, così riuscivamo a mandarci i messaggi e in sostanza ci dicevamo addio perché immaginavamo che non ci saremmo mai più rivisti. На Азовсталі в бункері було дуже багато цивільних людей. Були вікні люди, були маленькі діти. І мені прийшов наказ зробити 2 великих прапора, бо домовилися, що цивільні вийдуть з Азовсталі. Я знайшла простирадло біле, розірвала його навпіл. На Азовсталі були червоні футболки, це футболки заводу Азовсталь. Я зробила 2 великих червоних хреста на цих білих простирадлах, і з цими прапорами виходили цивільні. І коли я вже завершувала шити останній прапор, я піднімаю очі і я бачу, що мій чоловік заходить на мій бункер. Це було велике щастя для мене. Allora, nel bunker di Azovstal c'erano tantissimi civili, c'erano persone anziane, c'erano bambini piccoli ed a un certo punto mi hanno dato l'ordine di provvedere alla loro evacuazione e di preparare delle bandiere. Allora abbiamo trovato delle lenzuola bianche e poi delle magliette rosse che erano quelli degli operai e con questi mezzi di fortuna ho cucito 2 bandiere con una croce rossa in mezzo e tenendo queste bandiere in alto i civili hanno cominciato a uscire. In quel momento mio marito si è affacciato sulla porta del bunker ed è un momento di massima felicità per me. Ми дуже зраділи, побачивши одне одного. Ми записали дітям коротеньке відео, зробили декілька фото і відправили повідомленням на телефоні. А вже наступного тижня чоловік поїхав на бойове завдання і загинув. In quell'occasione abbiamo girato un po' di piccoli video velocissimi per i nostri figli, abbiamo scattato qualche foto. La settimana dopo mio marito era in missione ed è stato ucciso. На наступний день мені довелося дітям писати, що тато загинув. Але вони благали, щоб я вижила. Вони не хотіли лишитися сиротами. E mentre ero dentro i miei figli mi supplicavano di sopravvivere, non volevano rimanere orfani completamente, mi chiedevano mamma almeno tu devi farcela. І вже наступного тижня
Вже наступного тижня на наш бункер, де перебувало 84 людини, скинули надпотужну авіабомбу. За 2 хвилини загинуло близько 70 людей. Noi intanto eravamo dentro il bunker in cui si riparavano circa 80 persone. I rossi hanno buttato una bomba e sono morti circa 74 su 80. Нас вижило лише 14 військових. Всі багато отримали поранені. Саме я отримала також дуже багато поранень. Черепно-мозгові травми, контузія, близько 10 переломів, багато опіків на лиці, на тілі. Fra quei 14 sopravvissuti, tutti hanno subito dei traumi pesanti, io in particolare avevo 10 fratture in tutto il corpo e delle bruciature sul volto. Побратим допоміг дістатися мені на інший бункер. Коли ми туди спустилися, нам оказали медичну допомогу, але це було лише перев'язка голови, перев'язка руки, бо не було вже ніяких медикаментів. І мені сказали триматися, бо нічого більше немає. E con tutte queste ferite, l'unica cosa che riuscivamo a fare è spostarsi in un altro bunker che ancora era sicuro e lì ci hanno fornito assistenza medica che però consisteva solo nel bendare le ferite perché non avevano le medicine. Ci hanno detto tenete duro, resistete, non c'erano antidolorifici, non c'erano antisettici, solo le bende. Нас продовжували бомбардувати. Це було 24/7. Гатили всім, чим тільки можна. І вже через 10 днів ми в такому стані, поранені, виходили за наказом президента в російський полон. Venivamo bombardati 24 ore su 24 tutta la settimana, non avevamo ormai le scorte e 10 giorni dopo, seguendo l'ordine del presidente ucraino, ci siamo arresi e siamo usciti dal bunker. Помімо мене, мого чоловіка, на Азовсталі також воював чоловік моєї старшої доньки, чоловік моєї сестри. Їхню долю на момент виходу з Азовсталі я не знала. Oltre a me e mio marito, dentro Azovstal c'era il marito di mia figlia e un cugino. E quando siamo usciti non sapevamo che fine hanno fatto. Вже коли ми виходили, я побачила командирів і мені сказали, що чоловік сестри загинув, а чоловік моєї доньки вижив. E quando siamo usciti ho parlato con i nostri capi e mi hanno detto che il marito di mia figlia è sopravvissuto e il marito della mia sorella, il mio cognato, è stato ucciso. Виход в російський полон – це вже починається зовсім інша історія. Я виходила обезброєна, мене обшукали, посадили в автобус, привезли в колонію. Нас там тримали ще 2 доби, бо з Азовсталі виходило більше, ніж 2000 людей. І ми там стояли поранені, без їжі, без води, 2 доби в автобусі. Quando ci hanno dato l'ordine di arrendersi siamo state perquisite e ci hanno portato in autobus in una colonia penale, dopodiché ci hanno lasciato dentro le autobus per 24 ore senza cibo, acqua o medicinale. Через 2 доби знову обшукали, завели в камеру. Це була маленька камера, 6-місна, нас завели туди 28 дівчат. І коли я побачила цю всю антисанітарію, просто мозок не сприймав цю реальність. Poi quando siamo arrivate alla prigione e mi hanno fatto entrare nella cella, il mio cervello si rifiutava di riconoscere quel che vedevo perché eravamo in 28 in una piccola stanza, tutte donne in condizioni igieniche disastrose. Був страшенний голод. Нас кормили кашею зі сміттям, котру
готували на брудній воді, воду цю набирали з брудного ставка пожежними машинами. І навіть по декілька днів і такої брудної води не було взагалі. Uno dei problemi più gravi era la fame che ci facevano patire, perché ciò che loro cucinavano per noi erano della pappa che sopra poi ci mettevano l'immondizia, la mescolavano e la cucinavano con l'acqua presa con le macchine dei pompieri da un stagno piuttosto sporco nelle vicinanze e questa era l'unica cosa che potevamo mangiare. В полоні я втратила понад 20 кілограмів ваги. І від голоду ми з дівчатками почали писати рецепти. Ми писали рецепти, уявляли ці всі смаки, уявляли, як це все виглядає, і ми написали рецепт і начебто поїли. І так нам було трохи краще переносити цей голод. На папері писали. La fame era talmente tanta che ho perso circa 20 kg di peso in quel periodo e per tirarsi su di morale ci scrivevamo delle ricette. Cioè noi ragazzi prendevamo un foglio di carta e ci scrivevamo sopra la ricetta dei nostri piatti preferiti e dopo ci sentivamo meglio, come se l'avessimo davvero cucinato. Голод ще можна було витримати, але катування хлопців це нам дуже тяжко було витримувати. Наших хлопців катували і день, і ніч. Їх мотали скотчем і починали катувати. Ми намагалися зірвати, стукали в двері, на деякий час припинялось катування, але потім вони знову катували. Це трапилося і вночі, і вдень. Траплялося. La cosa però più pesante della fame era sentire le torture e le sevizie alle quali erano sottoposti i nostri uomini. I russi li prendevano, li vendavano con lo scotch, li legavano e cominciavano le torture. E noi sentivamo le loro grida, allora cominciavamo a battere sulla porta e a volte si interrompeva per un po' e poi riprendevano. Так само мене виводили на допит і поки вели на допит, казали, що тебе ведуть на розстріл. І я думала, що я вже взагалі ніколи не побачу своїх доньок. Або розстріляють, або відправлять десь в Сибир. Molte volte i russi mi portavano fuori e dicevano adesso ti stiamo portando e ti fuciliamo oppure ti mandiamo in Siberia e era difficile non crederci, ogni volta speravo di poter rivedere le mie figlie. Катування хлопців, голод, що може бути гірше, ми казали, але сталося ще набагато гірше. З 28 липня на 29 липня стався теракт в Оленівці. Наших хлопців підірвали, загинуло більше ніж 50 людей. Ci sembrava in quel momento che peggio della fame e delle torture non ci può essere niente. E poi è successo la notte del 27-28 di luglio, quando hanno fatto l'atto terroristico di Olenivka. Chi è venuto agli incontri di Oksana sa di cosa parliamo, quando hanno fatto esplodere una baracca sprangata da fuori, uccidendo 50, minimo 50 persone che erano dentro. В полоні я пробула 120 днів. Коли мене вивели в залізну клітку, я думала, що мене будуть вести на суд в Москву, в Росію. Також багато наших хлопців, азовців вивели. І коли нас вже зв'язували, я побачила, недалеко був барак, я побачила чоловіка своєї доньки. Це була для мене гарна новина. Un certo giorno ci hanno portati tutti fuori, ci hanno messi nelle gabbie di ferro, legati con le mani legate, e mentre ci trasferivano io da un lato pensavo che ci stavano portando in giudizio, quindi poi ci metteranno in prigione, e ho intravisto il marito di mia figlia e questa per me era una buona notizia. Нас везли добу без їжі, без води, з зав'язаними очима, зав'язаними руками. І вже через добу нам відкрили очі і сказали «Добрий вечір, ви в Україні».
Allora, per 24 ore ci hanno portato nella direzione ignota, avevamo gli occhi bendati, le mani legate, niente cibo, niente acqua, e poi ad un certo punto ci tolgono la benda dagli occhi e dicono: buongiorno, siete in Ucraina. Я попросила телефон у поліцейського і зразу зателефонувала своїм донькам. Це був ще один радісний момент, це було щастя. Вони почали плакати, сміятися одночасно і дуже раділи, що я вже в Україні. E questo era il secondo momento molto felice, molto luminoso, perché appena mi hanno liberato ho chiesto a uno dei poliziotti un telefono e ho chiamato le mie figlie, e quando le ho detto che sono libera eravamo al settimo cielo della gioia. Вони мені сказали, що тіло татка повернулося з Азовсталі в першій евакуації. Вони його кремували і чекали мене з полону, щоб я його потім поховала. Ми поховали його в Івано-Франківську, мої діти ховали свого тата 2 рази. E un'altra notizia che mi hanno dato è che il corpo del padre è stato restituito con uno dei primi scambi, quindi hanno potuto cremarlo e l'hanno sepolto, l'hanno cremato e hanno atteso il mio ritorno per poterlo seppellire. Quindi le mie figlie hanno seppellito loro padre 2 volte. Після тривалого лікування, реабілітації, я взагалі не знала, як далі жити, бо на Азовсталі загинув мій чоловік моєї сестри, загинули всі мої друзі, подруги. Dopo che sono stata liberata per un periodo molto lungo, io non sapevo come andare avanti, come vivere. Hanno ucciso mio marito, hanno ucciso mio cognato, hanno ucciso quasi tutti i miei amici, tutte le persone per me care. Non sapevo come andare avanti. Я почала їздити в гори, почала їздити на ретрити з ветеранами, де мені запропонували зайнятися реабілітацією ветеранів. І зараз ми робимо кемпи для ветеранів. Це перехід від військового до цивільного життя. Allora cosa ho cominciato a fare? Ho cominciato ad andare in montagna a fare dei retreat, dei soggiorni per i veterani, e dopo un po' mi hanno proposto di diventare organizzatrice di questi eventi, e adesso li facciamo aiutando i militari di passare alla vita civile. Я є ще інструктором зі стрільби з Олімпійського лука. Ми проводимо майстер-класи для ветеранів, для військових, для поранених бійців, їздимо в табори і робимо майстер-класи для діток, зниклих безвісті, загиблих воїнів. E siccome io sono un atleta e faccio come si dice, l'arco olimpico, come si dice? Tiro con l'arco olimpico, allora ho cominciato a istruire gli altri, lavorare con i veterani, lavorare con i figli delle persone disperse, aiutandoli a ritrovarsi tramite lo sport. Тому я не зламалася і продовжила жити далі, допомагати нашим ветеранам. І ми постійно боролися за чоловіка моєї старшої донечки. Він пробув в полоні майже 3 роки. E quindi questo mi ha dato la forza per non spezzarsi, occuparsi degli altri, e anche perché aspettavamo dalla prigionia il marito della mia figlia maggiore, e dopo 3 anni lui è tornato. Він вийшов з полону рік тому, зараз так само займається лікуванням, реабілітацією. Тому для мене зараз місія – це привернути увагу Італії, привернути увагу всього світу до наших військовополонених. Я бачу на цій картині, для мене особисто, як боженка, матінка тримає закатованого військовополоненого. Тому моя місія, щоб наших хлопців і дівчат повернули з полону. Adesso anche il marito di mia figlia sta passando questo periodo di transizione, ed è diventata proprio la mia missione far sì che l'Italia e l'Europa si ricordi di noi, si ricorda dei prigionieri. E quando io guardo questo quadro, io ci vedo un prigioniero morto di torture, non un militare. Ciascuno ci vede ciò che le è più caro. Хлопці наші, дівчата знаходяться в нелюдських умовах. Там голод,
катування щодня і щоночі. Мого зятя катували особисто, йому зараз відірвали 10 ногтів на руках. Perché dobbiamo continuare ad agire per loro, perché ogni giorno che passa è un giorno di torture per degli esseri umani. Torture molto pesanti, per esempio al mio genero le hanno strappato tutte le unghie, tutte le 10 unghie di entrambe le mani in un solo giorno. Тому я хочу привернути увагу всього світу, щоб допомогли повернути наших військовополонених. Дякую за увагу. Quindi dobbiamo fare tutto il possibile per attirare l'attenzione del mondo sulla situazione dei nostri prigionieri e vi ringrazio per l'attenzione. Дякуємо Олені за її неймовірну силу. Це лише маленька частинка свідчень того, що вона пережила, і повірте, це я не просто розповідати про особистий біль цілої своєї родини. Дякую вам. Низький уклін тобі. Grazie a Olena, perché non è così facile riuscire a sopravvivere a ciò che lei ha vissuto e condividere il proprio dolore con gli altri. Grazie per averlo fatto. Сьогодні вперше з нами згодилася поїхати Тетяна Марчук. Зараз в неї дуже малесенький термін, в неї дуже непросто. Наші чоловіки з однієї бригади, з одного міста. Це звичайні франківчани. Вони стали в територіальну оборону. 102-га бригада. І вони автоматично стали військовослужбовцями, тому що в нас не вистачає людей, які можуть це робити. Allora, adesso passiamo la parola a Tetiana Marciuk, che è la prima volta che fa la testimonianza, anche perché il suo dolore è ancora molto molto fresco. Lei, suo marito è disperso da gennaio di quest'anno e loro erano oriundi della stessa città, di Ivano-Frankivsk, e servivano nello stesso riparto del suo marito. Насамперед я хочу подякувати всім за те, що ви прийшли, що ви нас чуєте. Це для нас дуже важливо. Prima cosa vi ringrazio ancora per essere venuti e per averci ascoltati, per noi è essenziale. E, scusate, volevo anche dire, se qualcuno deve allontanarsi, potete lasciare una scritta nel libro degli ospiti. Prima di andare, se potete scrivere 2 righe, per noi è molto importante. Ok, вибачте, я просто що перед тим, як йти, щоб ми записали книжки, ви побачили, що доходить. Я тут, щоб стати голосом свого чоловіка, щоб стати голосом тисячі родин, в яких їхні найрідніші стали безвісти зниклими у пеклі війни на Україні. Бо насправді це велика біда. Мій чоловік, Марчук Сергій, я привезла прапор з ним. Позивний Аладдін, старший сержант, пішов добровольцем на другий день повномасштабної війни. Allora, io sono qua per essere la voce del mio marito e di migliaia di altri come lui. Lui si chiamava Sergei Marchuk, nickname Aladin, si è arruolato il secondo giorno dell'invasione come volontario. У перші дні він відправив нас у гори, адже він гуцул, а сам вирушив добровільно до лав Збройних сил. А ми почали волонтерити, як і багато
сімей у нас так живуть. 4 роки він пробув на фронті, на нулі. Я їздила до нього, знала, які там умови і наскільки там важко. Allora, lui apparteneva al gruppo etnico dei Hutsum, quindi dei montanari, dei Carpazi, quindi la prima cosa che ha fatto quando è cominciata l'invasione, ci ha mandati in alta montagna e lui è partito per il fronte. E io ho cominciato a fare la volontaria come in effetti hanno fatto tante altre persone. E quindi io raccoglievo gli aiuti e li portavo a loro. Quindi più volte sono stata in prima linea e ho visto in che condizioni stavano i militari. Наші хлопці роблять титанічну роботу в надзвичайних умовах. Мій чоловік піхотинець, тому він багато розказував історій, як вони витягають одне одних, рятують, і як вони стоять на захисті. Allora, mio marito serviva nella fanteria, nelle condizioni più difficili e mi ha raccontato più di una volta le storie di come loro aiutano l'uno all'altro, come si salvano a vicenda e come continuano a difendere. Він був командиром відділення, хлопці за ним йшли, довіряли йому. І вони переживали дуже багато різних складних ситуацій. Він приїжджав додому в відпустку раз на рік, бувало і 2 рази на рік, на 14 днів. У ці дні ми намагалися втиснути те все життя, яке забирає у нас війна. Lui era un sergente, aveva un suo riparto e i suoi ragazzi si fidavano di lui, hanno vissuto davvero tante situazioni complicate insieme. E una volta o 2 volte all'anno lui aveva le ferie, tornava a casa per 14 giorni della licenza e allora cercavamo di infilare in questi 14 giorni la vita normale, tutto quello che dovrebbe essere la vita. І от 26 січня 26-го року побратим мого чоловіка подзвонив і сказав мені, що чоловік загинув. Це з його слів. У їхній бліндаж попала ворожа молнія, 2 хлопців засипало, а мого чоловіка поранило. І згодом почався ворожий штурм. І він прийняв цей нерівний бій, в якому і залишився. 26 gennaio di quest'anno mi ha chiamato un compagno d'armi del mio marito e ha detto che lui è stato ucciso e mi ha raccontato le circostanze. La loro postazione era colpita da un drone russo, lui era rimasto ferito ma vivo, gli altri 2 compagni erano sotto le macerie. I russi hanno cominciato ad avanzare e lui ha continuato a combattere pur essendo ferito. Його останнє повідомлення, він був місяць без зв'язку, але десь пробив інтернет. Його останнє повідомлення було, що вони сидять у ямах, які накриті дошками, падає сніг, тоді був мороз сильний. Він розумів, що дуже складно. І він останнє написав, мені важко, але я вас люблю. Fra gli ultimi messaggi che sono arrivati da parte sua, anche se c'erano gravi problemi di collegamento, ma non riuscito a scriverli e spedirli, mostravano che lui era molto lucido e capiva bene la situazione. Ha scritto: noi siamo nella trincea, coperti di assi di legno, sopra cade la neve. La situazione è molto difficile, ma vi voglio bene, vi amo. На жаль, евакуація його тіла неможлива, через те він у статусі безвісти зниклого. І тепер мені залишається лише сподіватися, що його тіло колись мені повернуть. І насправді я би цього дуже хотіла, щоб мати, як до нього прийти і
помолитися і розказати, що зараз у нашому житті. Мати місце, де може ще лунати наша розмова. Adesso il suo corpo non è reperibile e io vivo con la speranza che un giorno lo troveranno, ce lo restituiranno e ci sarà un posto sulla terra dove potrò andare per parlare con lui, dove ancora risuonerà il nostro dialogo, anche se un dialogo in una sola direzione, ma almeno potrò raccontargli di come stiamo, di come va avanti la nostra vita. Дуже вам дякую за увагу. Grazie per l'attenzione. Чекайте. Джованні, там на кадрах ви бачили акції, які проходять у нас в Івано-Франківську і по всій Україні. І там зображення багатьох наших хлопців і дівчат безвісті зниклих, тих, хто в полоні. Тому це для нас важливо. E mentre parlavamo scorrevano le immagini delle proteste che noi facciamo, delle foto dei nostri amici, dei nostri compagni. Ми думали, чи можна нам ставити скриньку. Ми принесли вироби, які наші родини роблять своїми руками. Їх дуже мало. І за донат ви можете взяти, там, можливо, 30 євро, щоб цей проект міг рухатися далі. Кожна ця річ зроблена руками наших дружин, які втратили, матерів, які втратили. Allora, un'altra cosa importante che i membri di queste famiglie, oltre al quadro, fanno anche alcuni piccoli oggetti d'arte o gioielli che potete avere in cambio di una donazione che ci permetterà di mandare avanti questo progetto e continuare a parlare di questi temi. Quindi quando avremo finito la presentazione questo è il tavolino della loro associazione qua. Наш біль буде безперервно знову і знову повторюватися, поки до нас привозять вбитих військових. У нас це відбувається в нашому місті щодня. І так по всій Україні на тиждень 2, 3, 5, 7 поховань щотижня. Quel dolore che vi abbiamo raccontato continua a ripetersi ogni singolo giorno. Nella nostra città di solito abbiamo da 2 a 7 funerali dei militari ogni settimana. І зараз буквально кілька кадрів вам включить Джованні, як у нас в мирний Київ просто попадають. Це 2 червня. Так, включай. Це 2 червня тут було багато жертв. Questo è il bombardamento di 2 giorni. Questa è la capitale, Kiev.
Adesso passo la parola alla nostra socia Nadia Schidani, che è autrice di alcuni lavori artistici che potete vedere in fondo della sala. Всім добрий день, я буду теж говорити українською. Мені дуже приємно, що так багато людей сьогодні приєдналося до цієї презентації, тому що ми тут для того, щоб розмовляти про реальність, яка не так далеко. Intanto ringrazio di nuovo tutti per essere qua, perché stiamo qua per parlare di una realtà che non è molto lontana. І я презентую Крим, тому що Крим – це теж частина України, яка, на жаль, окупована з 2014 року, і моя родина знаходиться там. Io sono qua in rappresentanza di Crimea, che è sempre parte integrale, inalienabile dell'Ucraina, anche se è stata occupata, e adesso la mia famiglia è sotto l'occupazione. Мені вдалося виїхати з Криму у 2015 році. Моя родина не може виїхати, тому що у 2015-му моя родина залишається там і не може виїхати. Мій батько, навіть якщо він вже більше 60, без документів, тому що їх документи видані Росії, і вони не приймаються в жодній іншій країні світу. Io sono riuscita ad andare via da Crimea nel 2015 mentre i miei genitori sono rimasti perché non hanno nemmeno documenti legali con cui viaggiare, visto che Crimea non è riconosciuta. Ми зізванюємося Ми зізванюємося досить рідко, тому що все заблоковано, інтернет заблокований, і всі месенджери, по яким ми можемо розмовляти, недоступні на цій території. In realtà non riusciamo a parlare spesso perché lì tutti i messenger, tutti i social a cui siamo abituati qua in Italia sono bloccati e bisogna usare metodi per aggirarli, per sentirci. І мені здається, що дуже важливо пам'ятати про те, що ця територія належить Україні. І це територія, яка потребує допомоги, тому що зсередини неможливо зробити нічого. E io penso che sia molto importante ribadire il fatto che Crimea sia parte dell'Ucraina, anche perché lì dentro c'è gente che ha bisogno d'aiuto e che è bloccata dentro, che non riesce a uscire o farsi sentire. Мої роботи знаходяться наприкінці зали. Ці роботи створені з 2013 року по сьогоднішній день. І всі вони стосуються моєї рідної території. Le mie opere sono esposte in fondo della sala a sinistra e ci sono disegni fatti ancora nel 2013 e anche fino agli ultimi giorni. E tutti i miei lavori si riferiscono alla terra di Crimea. На початку, коли я малювала Крим, він був дуже живописним і красивим. На жаль, коли наразі в мене немає можливості малювати це вживу, мої роботи виглядають зовсім по-іншому і показують ту реальність, яка є наразі. E voi quando andrete a vederli noterete che i miei primi disegni rispecchiavano quanto era bella Crimea, quanto era armoniosa, mentre ciò che disegno adesso è molto molto diverso. Моє рідне місце – це Керч, і там знаходиться міст, який є одною з найбільших причин, чому ця війна все ще продовжується. Io sono nata nella città di Kerch, vicino alla quale c'è il ponte costruito dai russi e che è una di tante cause che prolungano questa guerra, la fanno continuare quel ponte. І останній малюнок, який я малювала в Криму, він був зроблений вживу, і це було будівництво цього моста. L'ultimo disegno che ho fatto prima di espatriare è proprio quello che rifletteva la costruzione di questo ponte. Дякую вам дуже за увагу. Я сподіваюся, що в мене буде ще можливість не тільки в мене, а й у всіх інших приїхати туди іншим чином, ніж по цьому мосту, і відчувати себе вільними на цій території. Io auguro a me stessa e anche a voi tutti di poter visitare Crimea un giorno
quando non ci sarà quel ponte, quando non dovremo più percorrerlo, potremo arrivare in Crimea direttamente dall'Ucraina libera. Grazie. Хочемо запросити спершу Джованні Антонелі. Він розкаже кілька слів. Ми йому безмежно вдячні, бо якби не він, не знаю, чи ми швидко би сюди дійшли, ми б намагалися, але дякуючи йому це стало можливим. Adesso passiamo la parola a Giovanni Antonelli, così io finalmente posso andare a sedermi e riposare e bere un goccio d'acqua perché sto per cadere. E lui però è uno che è capace di guidare 5 ore di fila da Todi a Verona, scaricare da solo ogni singolo pezzo senza farsi mai aiutare e poi ripartire senza nemmeno, cioè non so che fonte di energia ha. Allora, un italiano alla fine. Dunque, io non posso aggiungere altre parole, penso quelle che abbiamo sentito. Io conosco già le loro storie, ho incontrato loro la prima volta esattamente il 15 gennaio di questo anno, ai Van Frankischi, quando questa opera era nel museo e l'associazione aveva espresso il desiderio di fare uscire, dopo un anno che era in Ucraina, far uscire questa icona e portarla a far conoscere non tanto agli ucraini ma a chi è fuori, a noi, no? E quindi portare con questa icona, portare un pezzo del loro dolore, perché il fatto che sia stata materialmente dipinta da ciascuno dei familiari insieme agli artisti che hanno coordinato ha fatto sì che questa veramente è diventata un'immagine sacra per loro, perché quello che va in giro per il mondo non è un disegno, non è il valore artistico, no? Ha il valore simbolico di ognuno, questo un pezzo di dolore loro che gira e rende testimonianza. Avete visto dalle foto che nel piazzale davanti al museo, quando è partita questa icona, è stata una celebrazione forte, corale della città e della chiesa, dell'arcivescovo a benedire questa immagine. Ecco perché insomma, c'ha un valore forte, non è un'opera d'arte, no? Soltanto come lo possiamo immaginare. Che dire, io non devo dire nulla, qui sono tantissimi volontari, io sono 20 anni che frequento l'Ucraina. Brevemente 3 secondi per dirvi come uno entra in queste storie, poi non può più uscire, no? Io 20 anni fa ho iniziato con i miei 2 figli, uno nato a Cernichi, uno odessa, abbiamo fatto un'adozione internazionale, mia moglie, quindi ho 2 figli ucraini, e quindi è chiaro che qualsiasi vicenda da loro che riguarda l'Ucraina è entrata dentro di me, e a partire da quando poi, dopo la conoscenza che ho fatto, di organizzare eventi a partire dal 2011 addirittura sull'Ucraina, nella piccola città di Todi, per far conoscere che cosa è l'Ucraina. E poi faccio parte del Rotary Club locale e in quell'anno io ho fatto un service, un global grant, si chiamano questi progetti internazionali, e sono andato fisicamente a Sevastopol, in Crimea, e abbiamo fatto lì un service, abbiamo rimesso a posto un orfanotrofio per bambini, abbiamo speso $25.000 era l'importo, e Sevastopol è Ucraina, cioè io ribadisco che la Crimea è Ucraina e voglio tornare a visitare questi luoghi che abbiamo già conosciuto. Non devo dire davvero altro. Quando uno vede queste storie, racconta queste storie, poi non può più girarsi dall'altra parte, quindi appena conosciuto questa esigenza loro abbiamo fatto tutto per poterlo organizzare questo viaggio in Italia e organizzare tutta una serie, diciamo, di passaggi dei testimoni. L'idea era quella di far girare questa icona un po' per essere, ripeto, una testimonianza visibile e forte, non perché ci manchi l'informazione. L'informazione sulla guerra l'abbiamo molta, forse troppa, forse molto falsa, molto interpretata da noi in Italia. Quando uno ascolta le loro storie è diverso da sentire un telegiornale, un salotto di questi, no? Da chi dal divano vuole stabilire cosa debbano fare gli ucraini della loro storia, del loro destino. Quindi dico sempre a tutti, abbiamo fatto diversi incontri, fate domande a loro su cosa vogliono, vorrebbero, no? Loro vogliono la fine della guerra, ovviamente, la fine del dolore, ma ovviamente no? Bisogna parlarne, perché
in quelle zone di cui si discute c'è il sangue dei loro cari e quindi il sangue non si scende, questo è un po' il concetto. E quindi io la penso così, sono dalla loro parte e cercherò di aiutarli fin quando possibile. Quindi ringrazio voi per aver accolto anche qui a Verona, con Marina insomma che ha subito accolto l'idea, e siete numerosi, quindi grazie, perché loro hanno veramente bisogno di sentire che non solo le comunità ucraine, no? Tutto il rispetto, nel senso che conoscono bene la storia perché hanno familiari lì, ma gli italiani rendano conto di quello che è la realtà. Questo e se ne facciano un po' testimoni quando qualcuno al bar dice delle cretinate, scusate, bisogna rispondere. Questo è un po' il mio punto di vista. Grazie. Grazie. Ми запрошуємо Марину Соріну і ми хочемо передати ще слово. Allora, Іванка, будь ласка, ходь сюди. Окей. Bene. Іванка, stai qua. Adesso. Ми дякуємо, що ви прийшли і допомогли нам. Хочемо вам передати слово, щоб ви щось сказали, ваші враження. Мені дуже приємно, я не була готова до цього, але я дуже вражена і дуже дякую вам за те, що ви приїхали. Дуже було приємно почути, що ви з моєї рідної Івано-Франківщини, не земляки, і я не могла не прийти. І мені дуже приємно, що ви приїхали в Верону. І ми будемо допомагати, ми дуже давно вже допомагаємо нашій Україні. І дякуємо італійцям, які допомагають, і які завжди допомагали нашим біженцям, нашим дітям. І хочу сказати, що не забувайте, що у нас війна продовжується, і нам потрібна ваша допомога. Devo torturare Ivanka. Comunque, io facciamo così che lei ha fatto il suo discorso, io ripeto il suo discorso in italiano e vale come. Lei ha detto che è molto commossa e molto grata alle nostre ospiti perché sono venute da noi, anche perché vengono dalla sua stessa regione e che anche noi qua facciamo il possibile per aiutare il nostro paese e soprattutto i profughi che abbiamo accolto, lo facciamo da tanti anni e con tanto impegno. І ми хочемо залишити в подарунок вашим асоціаціям такий символ, але це робили жінки, вкладали сюди душу. Так, і будь ласка, прийміть цей такий скромний дар від нас, ваша організація. Questo è il regalo che viene regalato all'Associazione Storica Madre di Ucraina e alla nostra associazione Ora Ucraina, così che abbiamo il ricordo di loro qua dietro e possiamo esporre la partecipazione. Sono dei posti qua davanti, signora Laura, se vuole accomodarsi qua. Ci sono i posti davanti, grazie. E quindi adesso, come noi abbiamo ricevuto lavori con le firme, anche voi potete lasciare un'offerta e avere i quadri e anche lasciare, se promettete di camminare piano piano, potete lasciare la vostra firma dietro il quadro, ci sono dei pennarelli apposta e vi sarò anche molto grata per se vorrete lasciare un pensiero nei nostri 2 libri degli ospiti. C'è anche il catalogo della mostra e adesso prepariamo il rinfresco, ci riposiamo mentalmente una mezz'oretta e poi comincerà lo spettacolo teatrale di Michele Guerra. Va bene? Se avete delle domande, chiedetemi. Né dei morti, né dell'urbicidio, genocidio, chiamatelo come volete, però di tutto quello che è successo a Mariupol oggi su tutto quello sembra calato un velo di silenzio e di censura, mi permetto di dire.
Allora continuiamo a parlarne, continuiamo a parlare dell'Ucraina ovviamente, e continuiamo a stare vicini alle persone che hanno vissuto quella strage, hanno vissuto quel dramma, quella tragedia, e come le donne di oggi appunto la portano in giro con coraggio, con costanza, con caparbietà e con resistenza, mi viene da dire. Grazie. Eppure tutto questo è accaduto, avvenuto nel ciclo feroce dei secoli, che un teatro sia sorto anche dalle ceneri di una chiesa, perché l'umanità, per desiderio di emancipazione, ha sempre sostituito i pulpiti con i palcoscenici. E la chiesa di Santa Maria Maddalena era perfetta, la più grande di Mariupol, l'unica architettura della città visibile dal largo del mare d'Azov. 35 anni di lavori per completarla, dal 1862 al 1897, e altri 39 anni di vita, tra gli echi delle navate e gli incensi, nell'enorme piazza che allora si chiamava Alexander. 39 anni di maestosa imponenza, con le sue 5 cupole, i 3 altari e la facciata realizzata in stile barocco. 39 anni, e quando stava per compierne 40 nel 1936, Iosif Vissarionovich Stalin decise di raderla al suolo. Erano gli anni delle purghe, dei gulag, delle deportazioni, di quello che ancora oggi in Ucraina viene ricordato col nome di rinascimento fucilato, la repressione sanguinosa di un'intera generazione di giovani intellettuali e artisti da parte del potere stalinista. Erano gli anni dei processi, delle avviure, delle cancellazioni, e lo spazio vuoto della chiesa di Santa Maria Maddalena divenne un immenso parco pubblico. Poi Stalin morì, era il 1953, e a Mariupol si contavano ancora molte altre chiese, alcune delle quali divennero persino cartoline con dediche scritte dalla comunità italiana, trapiantata lì da un secolo. Non aveva più senso ricostruire qualcosa che era stato così maestoso. Era tempo che i palcoscenici prendessero il posto dei pulpiti. Ed eccolo il cantiere, 1957. La costruzione del teatro è affidata agli architetti Krylov e Malyshenko, noti per il rigido classicismo con cui avevano realizzato altri teatri in tutta l'Ucraina, a Poltava, a Kherson, a Rivne. Il Gran Teatro viene ultimato in 3 anni e inaugurato il 2 novembre 1960. La piazza in cui regna viene subito ribattezzata Piazza del Teatro, mentre la lunga via antistante, che si divide in 2 e si allarga per abbracciare l'intero edificio, si chiama Prospekt Miru, il Viale della Pace. Il teatro è modellato in pietra grigia di Crimea, con decorazioni a stucco, 4 colonne coi capitelli corinzi all'entrata e sul frontone le statue allegoriche dei contadini e degli operai metallurgici, i simboli della città e della regione. Alla fine dell'anno Domini 2021, un drone riprende Mariupol completamente immersa nella neve. Il calendario ortodosso prevede come sempre che Natale si festeggi il 7 di gennaio e Capodanno il 14. La città in quei giorni è un incanto di luci e di riflessi, e il teatro sembra un piccolo sogno in questo presepio urbano, un soffice tributo al passato degno delle migliori cartoline di auguri. Ma il 21 dicembre l'albero di Natale allestito davanti al Gran Teatro si piega su se stesso come fosse un presagio, e anche quel giorno i notiziari di tutto il mondo ribadiranno che da circa 2 mesi oltre 175.000 soldati di Mosca sono dislocati lungo i confini con l'Ucraina.
Il 24 febbraio mi sono svegliato prima di tutti, verso le 7, perché dovevo fare lezioni all'Accademia. Io insegnavo dizione e recitazione all'Accademia della Cultura e delle Arti di Mariupol e ti posso assicurare che tutti i miei concittadini andarono a lavoro quel giorno. Nessuno aveva ipotizzato che ci sarebbe stata un'invasione su larga scala. Sergei Zabonsky ha 45 anni ed è un attore della compagnia stabile del Gran Teatro, oltre che un docente. Ho guidato fino all'Accademia, ma quando sono arrivato l'ho trovata chiusa. Ho chiamato subito la direttrice e lei mi ha detto che per il momento le attività erano sospese. Si sentivano delle esplosioni molto forti alla periferia orientale della città. Allora sono andato a teatro, ma mentre stavo facendo prove di recitazione, Genia mi ha chiamato e mi ha detto di tornare a casa perché le avevano scritto che non ci sarebbero state più prove né spettacoli. Anche nella chat della scuola di nostra figlia Polina era comparso l'avviso che la scuola sarebbe rimasta chiusa. Genia è Evgenia Findikova Zabonskaya, 38 anni, responsabile delle luci del teatro di Mariupol. Tutte le luci, dai riflettori di scena ai lampadari di sala. Lei e Sergei hanno una figlia, Polina, che ha 8 anni. Polina aveva appena un mese e mezzo nella primavera del 2014, quando a Mariupol iniziarono gli scontri con i separatisti filorussi. Sergei ricorda ancora molto bene quando sentì i primi spari allora, sotto la finestra della casa del suocero, la casa in cui lui e Evgenia si erano riparati con la neonata. Era l'alba e Sergei si chiese a voce alta: ma questi sono spari veri o sto sognando? Evgenia lo guardò con aria assonnata, un po' infastidita, quindi gli disse: sì, sono spari reali, ma adesso dormi, dai. Gli scontri proseguirono per circa un mese. I filorussi occuparono anche alcune parti della città prima di essere sconfitti. Sergei ha anche un altro figlio, si chiama Artur e ha 26 anni. I 4 abitano tutti insieme in una casa abbastanza vicina al teatro, che però non ha il rifugio antiaereo e non ha nemmeno un sotterraneo, un garage in cui potersi riparare. Quando tornai a casa, Genia stava parlando al telefono con il direttore del teatro e gli stava chiedendo se lei e Polina potevano andare a passarvi la notte. Quella mattina la vidi molto determinata. Il direttore acconsentì. Allora io e Artur le aiutammo a preparare le loro cose e poi uscimmo, tutti insieme. Pensavamo che non sarebbe durata a lungo, al massimo una settimana, al massimo come nel 2014. Io credo però che Genia avesse intenzione di trasformare il teatro in un rifugio fin dall'inizio. Lei aveva una sensazione, fin da quando si era svegliata alle 5 di quella mattina, perché aveva sentito le prime esplosioni. Madre e figlia avrebbero quindi a disposizione l'intero, un magnifico edificio tutto per loro. Per la piccola Polina è una specie di sogno. Evgenia invece è razionale, metodica, calcolatrice. Stabilisce subito, e lo ribadirà a chiunque nelle settimane successive, che bisogna evitare di rimanere nel salone centrale, in mezzo a quelle attraenti poltroncine in velluto rosso e sotto quel maestoso lampadario che ricorda Versailles o Vienna, perché quella è la zona più pericolosa di tutto il teatro. E Evgenia lo sa, lavora nel Gran Teatro da 20 anni esatti, ne conosce ogni centimetro. Se un missile colpisse in qualsiasi punto, il tetto sopra il salone crollerebbe immediatamente. Il lampadario da 3 tonnellate si schianterebbe al suolo e le macerie arriverebbero dritte dritte sulla platea con tutto il loro peso mortale. Evgenia sceglie quindi di passare la notte con Polina nella centralina termica, che è uno stanzino piccolo appena dietro il palco, dove però i muri portanti sono spessi, molto resistenti, e le solide porte antincendio possono proteggerle dall'onda d'urto di un'eventuale esplosione. Il Gran Teatro non è compreso nella lista ufficiale dei rifugi per i civili, pubblicata dall'amministrazione comunale di Mariupol il 24 di febbraio del 2022. Ed è molto strano, perché il seminterrato è un vero bunker, come quello di quasi tutti gli edifici pubblici costruiti in epoca sovietica. Il teatro comparirà nell'elenco ufficiale solo il giorno successivo, 25 febbraio, mentre Evgenia e la piccola Polina già vi dormono dentro. Ma vi comparirà una forma particolare, viene cioè definito rifugio aggiuntivo, con funzioni limitate da utilizzare solo come riparo temporaneo e soltanto durante gli allarmi aerei.
Nessuno dovrebbe rimanerci più del necessario e nessuno dovrebbe restarvi a dormire. Il 25 febbraio non ho nemmeno fatto la spesa, tanto ero certo che sarebbe finita in quei giorni. Ho cucinato poche cose insieme ad Arturo, abbiamo fatto anche del tè e poi abbiamo portato tutto a teatro. Certo, sapevamo che era stato inserito nell'elenco, ma il bunker sotterraneo non era pronto per accogliere le persone. Non c'erano scorte d'acqua, né cibo, né servizi igienici di sotto. Nel tempo era diventato un enorme magazzino, un deposito di scenografie, di tavole di legno del vecchio palcoscenico. Intanto i quartieri orientali di Mariupol continuano ad essere costantemente sotto tiro, ma cominciano ad essere bersagliate anche le reti elettriche e quelle delle telecomunicazioni. Vengono colpite le stazioni ferroviarie, le strade e naturalmente le auto che tentano a migliaia di lasciare la città, molte con la scritta bambini attaccata ai finestrini. Una costante di quei primi giorni saranno le code alle pompe di benzina, ai supermercati, ai bancomat. Alle pompe di benzina c'è la gente che vuole fuggire subito. Dentro i supermercati ci sono le persone che vogliono rimanere e attendere. In coda agli sportelli dei bancomat ci sono coloro che ancora non sanno cosa fare, ma sanno che i soldi varranno la salvezza. Il 26 febbraio ho deciso di trasferirmi anch'io a teatro, mentre Arturo è rimasto a casa per cucinare. La gente lì dentro stava aumentando, perché stavano arrivando tutti i nostri colleghi di lavoro e poi anche persone da altri quartieri che ci aggiornavano sulla situazione reale. Genia non poteva gestire tutto da sola e poi badare anche a nostra figlia. No, c'era troppo da fare. In quegli ultimi giorni di febbraio inizia quindi a prendere forma quello che in seguito diventerà il gruppo di autogestione del teatro. C'è Natalia Honcharova, una ex addetta stampa del teatro stesso, che arriva con i figli, il marito, un cane e 2 gatti, perché gli animali non vengono mai abbandonati da chi fugge. C'è Anastasia Carpeva, una ragazza di appena 16 anni, che subito si metterà a organizzare le attività di animazione per bambini. E poi c'è Damir Sukov, un attore della compagnia Stabile, un collega e amico di Sergei, che diventerà il responsabile della sorveglianza interna. Oltre le mura del Gran Teatro, però, la situazione sta peggiorando. Il 27 febbraio la corrente elettrica ha iniziato a essere irregolare in tutta la città. L'acqua ci arrivava a intermittenza. Solo le forniture di gas sembravano non avere problemi. Quel giorno mio figlio Arturo è entrato in teatro correndo, dicendoci che la gente stava saccheggiando alcuni dei negozi intorno, negozi che erano stati chiusi per precauzione. Allora siamo andati anche noi a rubare. Abbiamo preso della carne per la gente del teatro e del cibo per gli animali, in modo che avessero anche loro da mangiare. Quando siamo arrivati, però, erano già completamente spariti cereali, farina, formaggio e acqua. Il numero delle persone rifugiate in teatro cresce. Sergei le registra tutte in queste liste, 20, 30, 40 persone, nomi, indirizzi, numeri di telefono. E Vieni e i suoi colleghi nel frattempo iniziano a liberare parte dello spazio del seminterrato, the basement. È il luogo più sicuro in cui far dormire le persone. È protetto, è vasto, si estende fin quasi sotto il palco. Il gas funziona ancora, lo abbiamo sentito. Quindi una delle prime regole che stabiliscono i rifugiati del teatro è che chi abita nelle vicinanze vada a cucinare a casa a turno e poi si porti il cibo per tutti. Febbraio termina mentre Mariupol vive le profonde contraddizioni di ogni città alla vigilia di un assedio. La gente può ancora fuggire, ma molti non lo fanno perché altrove la situazione sembra peggiore, oppure perché i cellulari funzionano ancora, oppure perché la luce e l'elettricità ritornano dopo una lunga interruzione. E questo ti infonde la sensazione che tutto stia tornando alla normalità. Il resto della città stava sopravvivendo. Chiunque faceva il possibile per resistere, come noi, e sembrava ce la cavassimo bene. Alla fine di febbraio non esisteva ancora un vero gruppo di autogestione. Praticamente eravamo io e Genia a decidere. Io mi occupavo delle attività da svolgere all'esterno, lei organizzava tutto all'interno. Con lei non c'erano quasi mai discussioni, non c'erano temi che non potessimo affrontare. E la nostra piccola Polina, lei non aveva mai paura. Si fidava di sua madre e di me, si sentiva al sicuro.
della gente che vi si era riparata, ma le organizzazioni di volontariato sembrava non ne sapessero proprio nulla. Non si sono mai viste. È venuta solo la polizia un giorno, deve essere stata alla fine di febbraio, e ha chiesto ai presenti chi è il responsabile qui dentro. E tutti hanno risposto lei, anche se fino a quel momento non ne avevamo discusso e io non mi ero certo proposta come responsabile. Stavo aiutando le persone perché conoscevo il teatro più degli altri e questo era tutto. Poi io ero sempre stata lì tutti i giorni, anche di notte, mentre molti tornavano ancora a casa. La polizia allora è venuta da me e ha detto che da quel momento ero ufficialmente la custode del teatro. Sono stata nominata così, senza preavviso. Dal 28 febbraio anche i quartieri e le zone più occidentali di Mariupol iniziano ad essere colpite da vere grandinate di bombe. I servizi essenziali scompaiono tutti rapidamente, l'elettricità all'improvviso non torna più e le pompe dell'acquedotto smettono di funzionare, quindi dai rubinetti non esce più nulla, si dovranno fare le code anche per l'acqua. Il gas è staccato, niente più fornelli né termosifoni e a Mariupol in quei giorni la temperatura sarà costantemente sotto zero. Si interrompono ovunque le telecomunicazioni, cadono le connessioni internet, scompaiono le reti wifi, non c'è più modo di comunicare a distanza. Mariupol diventa in pochissimi giorni una città di generatori, ma con la benzina razionata. Una città di legna da cercare e tagliare costantemente, da bruciare nei cortili per poter fare qualsiasi cosa. Una città di pozzi, canali, pozzanghere, cui attingere l'acqua per poi riscaldarla sui bracieri o sulle stufe improvvisate, e quando nevica si riempiono i secchi per fare scorta. In teatro si comincia allora a cucinare su fuochi improvvisati all'esterno, fatti con mattoni e griglie da campeggio. Io e Arturo andavamo a comprare cibo dandoci il cambio nelle code. Facevamo la fila per prendere le medicine alla Croce Rossa e spesso restavamo in coda 6 ore con la temperatura a meno 15 gradi. Per la città cominciavano a girare camion cisterna che portavano l'acqua potabile e intorno a questi c'era sempre un sacco di gente. Un giorno, mentre aspettavamo il freddo, un centro commerciale dall'altra parte della strada cominciò ad essere saccheggiato. I ladri portarono via un sacco di cose, cappotti di pelliccia, stivali costosi, scarpe eleganti. Io ho aspettato 2 ore. Poi ho deciso di andare a vedere se erano rimasti degli stivali invernali per la piccola Polina. Quando sono entrato, sono arrivati i militari. Io dissi subito che non stavo prendendo nulla per me come avevano fatto quelli di prima, ma loro mi hanno puntato contro un mitragliatore e hanno premuto il grilletto. Ho sentito solo un click, poi ho capito che l'arma non era carica e che quindi ero ancora vivo. In una città di 500.000 di abitanti, l'unica forma di comunicazione inizia ad essere il passaparola e il Tram Teatro, da piccolo rifugio che ospita circa 50 persone, diventa presto un centro per la diffusione delle informazioni pubbliche. Dal 28 febbraio andavamo a teatro quotidianamente per ricevere notizie sull'evacuazione dalla città. Io arrivavo alle 8 del mattino e mi fermavo fino alle 2 del pomeriggio. Stavamo tutti raccolti sull'entrata, alcuni dei miei vicini si erano già trasferiti lì. La polizia si presentava sul piazzale e ci dava le ultime informazioni. Era l'unico modo per essere aggiornati. Li chiamano zeleni corridoi, i corridoi verdi. Per noi sono i corridoi umanitari, quelli che solitamente vengono gestiti da un'organizzazione internazionale con il consenso delle parti in conflitto. A Mariupol, fino alla fine di febbraio, non ce n'è stato nemmeno uno, ma in quei primi giorni di marzo le voci si moltiplicano insistenti. L'annuncio viene anche pubblicato sui canali social, ma pochissimi riescono a leggerlo. Sabato 5 marzo 2022 sono stati istituiti 3 punti di evacuazione dalla città e uno è il Tram Teatro. Lì, dalle 11 del mattino, una serie di autobus raccoglierà tutte le persone presenti e le porterà nel primo territorio libero, oltre l'artiglieria russa, a Zaporizhzhia. Per gli abitanti di Mariupol è una notizia meravigliosa, tanto da confondersi subito con la frenesia e con il panico. Dmitro è uno studente dell'Accademia di Teatro, quella in cui insegna Sergei, e si trova al riparo nel campus con i suoi compagni, quando la polizia va ad annunciare l'evacuazione. È la mattina del 5 marzo. Dmitro si fa 3 chilometri a piedi sotto le bombe, raggiunge la casa della fidanzata Elisabetta, aiuta lei e sua madre Oksana
necessario per partire perché c'è poco tempo. Ma Oksana, da quanto è mancata l'elettricità, ha cucinato tutto ciò che c'era in frigo, quindi ha una montagna di cibo che adesso vuole portare con sé. Elisabetta è contraria, sa che bisognerà correre e non avere zavorre, ma Oksana è irremovibile, si deve portare via tutto, anche il gatto con la sua gabbietta. I tre, carichi di ogni cosa, devono percorrere 5 chilometri per raggiungere il teatro. Non hanno un'auto e i mezzi pubblici in città non funzionano più. Questo è ciò che vedono lungo la strada. У нас в Мариуполе полный капец, у нас все абсолютно, центр горит полностью, Порт-Сити, метро, микрорайон Василия Порт-Сити, где мы сегодня забрали нас с мамой. С 23-го мы бежали, просто над нами летали снаряды, над нами летало все. Але ми не униваємо, і Росії буде пізда, і ми обов'язково переможемо. А сейчас мы в убежище Украины будем ожидать коридор. Vittoria invece ha 2 figli piccoli, Nastia di 3 anni e Artyom di 7. Vivono da inizio marzo nel rifugio sotterraneo di una vicina di nome Ania. Il marito di Ania è un soldato e sabato 5 marzo le rivela di aver sentito da qualcuno che forse ci sarà un'evacuazione dal teatro. Perciò le consiglia di andare a verificare di persona. Vittoria non ha tempo per comprare cibo o acqua, recupera in fretta i figli, i documenti, gli effetti personali e parte, insieme alla sua amica Ania. Olga invece non sa nemmeno che ci sarà un'evacuazione quel sabato 5 marzo, ma il giorno precedente hanno bombardato il suo quartiere in modo così brutale che lei ha visto andare a fuoco il condominio di fronte, davanti ai suoi occhi, tutti gli appartamenti dal quarto al 9° piano. Quindi ha chiesto ai pompieri se ci fosse un posto sicuro in città in cui riparare, ma loro le hanno detto solo di stare sempre nel rifugio. La sera il patrigno riesce a raggiungerla e le dice che lui e la madre vivono già nel teatro da diversi giorni. Quindi la invita ad andare con lui perché lì è certamente più sicuro e lei il giorno dopo ci va. Tutte queste persone si trovano davanti e intorno al Gran Teatro tra la mattina e il pomeriggio di quel sabato 5 marzo. Sono disposte in un lunghissimo cordone umano che copre tutta Prospect Miru, il viale della pace. Ci sono almeno 2000 persone, giunte lì da ogni angolo della città e con ogni mezzo, tanto che il parcheggio del teatro trabocca di automobili. Sono tutte convinte di essere a poche ore dalla salvezza, attendono al freddo, temperatura sempre sotto lo zero, con bagagli, bambini e animali. Attendono 1 ora, 2 ore, 3. Dopo quasi 4 ore, una volante della polizia si mette a girare per Prospect Miru, annunciando da un altoparlante che il corridoio verde è stato cancellato. I russi si sono rimangiati la parola, non fanno passare nessuno, ma ci saranno certamente altri tentativi di evacuazione nei prossimi giorni, così dicono i poliziotti. Ora però bisogna tornare tutti a casa. Ma quale casa? Quella che può essere colpita in ogni momento? Quella da cui puoi vedere i carri armati con la Z o quella da cui puoi osservare i tuoi dirimpettai bruciare vivi? Quella che hai abbandonato da giorni o quella che adesso dovresti raggiungere al buio, al freddo, sotto le bombe, sapendo che domani forse ci potrebbe essere la vera evacuazione? Solo le persone residenti nelle immediate vicinanze obbediscono, ma quasi 2000 persone, incazzate, disperate, affrante, fanno la cosa più normale e più giusta del mondo. Entrano in massa nel teatro come uno tsunami umano sotto gli occhi attoniti di Evgenia, Sergei, Artur, Polina e degli altri 50 rifugiati già presenti. Occupano l'intero spazio del seminterrato fino a saturarlo di corpi, uno attaccato all'altro, 3 persone a ogni metro quadro, dirà qualcuno. Poi salgono e si distribuiscono per intero lungo i corridoi del piano terra, formando un altro blocco di corpi che non mostrerà quasi più nulla del pavimento. Chi verrà dopo dovrà letteralmente camminare sulle persone presenti per poter trovare gli ultimi piccoli spazi liberi. La gente era molto irritata, spaventata e la folla era assolutamente incontrollabile. Si precipitarono nel teatro e cominciarono a sistemarsi, alcuni qui, altri là. Immediatamente hanno iniziato a cercare sedie e poltrone, quindi hanno cominciato a smontare l'auditorium per ricavare i posti dove sedersi e sdraiarsi. Avevo vissuto tutti i restauri e le ristrutturazioni del teatro,
dovevamo sopravvivere tutti. Allora il giorno dopo ho staccato il tendone del sipario e l'ho tagliato per ricavare delle coperte. La sera del 5 marzo nel Gran Teatro di Mariupol non ci sono poliziotti né militari. Fin dall'inizio la regola è che dentro devono rimanere soltanto i civili. Quella sera nel Teatro di Mariupol c'è solo un piccolo gruppo di poche decine di persone che ha appena iniziato a suddividersi i compiti e che ha di fronte migliaia di sconosciuti. La sera del 5 marzo nel Teatro di Mariupol potrebbe scoppiare una guerra all'interno della guerra, potrebbe imporsi la legge del più forte o potrebbe deflagrare la rabbia della disperazione, fosse anche solo per un posto migliore in cui stare meno rattrappiti. Potrebbero dilagare furti, violenze, aggressioni, risse, complice il buio che dalla sera domina su ogni cosa fino all'alba. Invece, alla luce delle prime candele, delle torce elettriche e dei cellulari ridotti al minimo della carica, comincia a svilupparsi tra le persone un'incredibile forma di solidarietà. Noi avevamo finito tutto il cibo già nel pomeriggio. Quella sera avremmo dovuto essere fuori dalla città e io pensavo di comprarlo una volta giunti in salvo. I bambini iniziarono a piangere per la fame, allora una coppia di anziani li sentì e ci regalò della carne. In quel momento capii che non eravamo più soli e che altra gente si sarebbe presa cura dei nostri figli. Poco dopo vidi arrivare lì vicino un uomo. Lui si mise accanto al muro e aveva una specie di pappagallo nella gabbietta. Tutti i bambini intorno non potevano crederci, l'uomo si trovò letteralmente circondato e da quel giorno in avanti cominciò a farli giocare tutti con quello strano animale. Il seminterrato era strapieno, ma c'erano questi angoli con un sacco di materiale impilato che la gente non aveva ancora liberato. Insieme ad altri cominciamo a spostare e a pulire in modo da ricavare lo spazio per tutti. Mia madre aveva portato moltissimo cibo e io, che l'avevo rimproverata alla partenza, quella sera le dissi: non è stata una cattiva idea, sai? Questo ci permise di condividere parte della cena anche con i nostri nuovi vicini. Nella zona in cui ci eravamo sistemati c'era un archivio immenso. Noi non avevamo portato coperte o lenzuola, quindi il primo giorno abbiamo preso i faldoni con i documenti dell'archivio e ce li siamo messi addosso. Da quel momento, e per molte delle sere a venire, almeno metà della gente rifugiata nel seminterrato trascorreva il tempo a leggere i curriculum dei vecchi attori del teatro. Livello di inglese, ha studiato a, precedenti esperienze, era eccitante. C'erano anche i documenti contabili e le fatture dei decenni passati. In pochi giorni abbiamo saputo tutto su quanto guadagnassero gli attori teatrali negli anni '80. È l'alba del 6 marzo 2022 e nel teatro di Mariupol circa 2000 persone si risvegliano in una specie di limbo. Un luogo in cui erano giunte per fuggire, ma che adesso potrebbe diventare la loro casa, la loro salvezza, oppure una prigione fatale in cui rimanere intrappolati. Evgenia e Sergei, insieme al piccolo gruppo di autogestione, stabiliscono di farsi carico dei bisogni di tutte le persone che vogliono rimanere, anche se il teatro non è e non sarà mai classificato come un rifugio vero e proprio. Per prima cosa bisogna cercare tra i nuovi arrivati dei volontari che si uniscano a loro per garantire i servizi essenziali alla sopravvivenza: cibo, acqua, igiene, assistenza medica e sorveglianza, senza dimenticare il resto. Prima che ci venisse portato il generatore, i cellulari li caricavamo usando le batterie delle automobili. Poi, con un solo generatore, abbiamo dovuto stabilire dei turni. Ogni telefono doveva essere ricaricato a intervalli di 48 ore, quindi la carica era preziosissima. Abbiamo sempre ripetuto a tutti di risparmiare al massimo la batteria, cercando di evitare di registrare video troppo lunghi. Era più utile avere energia per usare le torce di notte, ad esempio. Noi scoprimmo subito che uno dei pochi punti in cui c'era ancora una connessione attiva in città era la chiesa dell'Intercessione della Madre di Dio, che era proprio accanto al teatro. Quindi la gente si raccoglieva lì in massa, anche se il campo era minimo, 1 o 2 tacche. Nei giorni a venire, però, abbiamo notato una cosa molto interessante.
I punti in cui c'erano reti wifi funzionanti iniziarono ad essere bombardati massicciamente dai russi, perciò cominciarono a colpire anche la zona intorno alla chiesa e questo generava paura nell'andarci. Per procurare cibo sufficiente a 2000 persone, Sergei forma un gruppo di volontari che ha il compito preciso di setacciare ogni esercizio commerciale distrutto e abbandonato. Non devono forzare le serrature e soprattutto non devono entrare mai nelle abitazioni private. In quei giorni a un tratto vidi camminare per strada 2 uomini seminudi, con solo la biancheria intima addosso, al freddo, e non ho capito chi fossero. Credevo di avere un'allucinazione, poi ho scoperto che erano 2 topi d'appartamento, 2 saccheggiatori. La gente li aveva catturati e li aveva puniti in quel modo. Sergei deve percorrere ogni giorno chilometri interminabili sotto le bombe per raggiungere la polizia, l'esercito, la Croce Rossa internazionale o quella di Mariupol e anche l'ospedale cittadino, dove recupera farmaci, pannolini, presidi medici di ogni genere. Questo è ciò che si trova davanti in ogni singola uscita. Alla polizia Sergei chiede il passaggio giornaliero dal teatro di almeno una delle cisterne che portano l'acqua potabile nei quartieri. Il numero dei rifugiati ormai lo rende necessario. Ai militari invece chiede una cucina da campo, di quelle mobili alimentate a legna, perché è l'unico mezzo che permetta di bollire grandi quantità d'acqua in poco tempo. Nonostante le migliaia di persone presenti, infatti, a teatro si cucina ancora in questo modo. Un giorno mi trovavo all'ingresso e ho sentito uno scoppio fortissimo provenire dalla direzione del centro commerciale Zoom in fondo alla via. Sapevo che mia figlia era andata lì a cercare del cibo, allora divenni isterica, ebbe una crisi fortissima e di fatto diventai la prima paziente del piccolo ambulatorio che era appena stato allestito all'interno del teatro. Il piccolo ambulatorio è solo uno dei miracoli che riesce a fare Evgenia con i volontari e le volontarie attive all'interno della struttura. Un miracolo reso possibile da un aspetto che pochi conoscono. Le parti del teatro incredibilmente stipate di gente, in realtà, sono soltanto quelle anteriori, a ridosso dell'entrata e del palco. Ma dietro le quinte c'è un intero mondo sconosciuto ai più. Ci sono i camerini, gli uffici amministrativi, i ripostivi, i laboratori e i magazzini. E quegli spazi sono ancora liberi, tenuti vuoti appositamente per poterci lavorare le persone in caso di emergenza. Un giorno un ragazzo ci chiese se c'erano dei medici tra noi. Mia madre disse: io sono una dottoressa. Allora lui ci dette la notizia: stiamo organizzando un punto di primo soccorso e abbiamo bisogno di un medico. Le va di aiutarci? Mia madre acconsentì entusiasta e io mi unii a lei come supporto. Jenny aveva ricavato una specie di ambulatorio sul retro, al primo piano, nel camerino degli attori più spazioso, e ci aveva messo un tavolo e delle sedie. Mia madre trovò i farmaci che erano stati recuperati in quei giorni. Erano tutti gettati in disordine, quindi li classificò e li riordinò per genere. La voce si sparse e i pazienti iniziarono ad arrivare. Oliena Matyushina rimarrà l'unico medico del teatro in quelle incredibili settimane. Alla fine ricorderà la sua esperienza con queste parole: ho lavorato quasi 24 ore su 24, tutti i giorni. La gente aveva freddo e c'era anche il Covid, oltre che le normali polmoniti e le bronchiti. Ho curato bambini con la febbre molto alta, soffrivano di diarrea e vomito a causa della pessima qualità dell'acqua e del cibo. È difficilissimo curare certi sintomi nei bambini di pochi mesi. C'erano anche molti anziani e gente di mezza età con enormi problemi psicologici. La gente soffriva di attacchi di panico e di stress post-traumatici e noi avevamo pochissime medicine, solo quelle che riuscivamo a procurarci. La pessima qualità dell'acqua, sì, perché la cisterna che Sergei aveva chiesto alla polizia inizierà a passare solo dopo qualche giorno e nel frattempo i rifugiati del teatro si devono arrangiare. Ai lati dell'edificio c'erano delle aiuole e sotto di queste c'era un pozzo con dell'acqua che serviva per alimentare gli impianti antincendio. L'acqua ovviamente non era potabile, si era accumulata lì negli anni e nessuno l'aveva mai utilizzata. Noi la andavamo a prelevare ogni giorno, coi secchi e le corde. La bollivamo sul fuoco, la versavamo, però vedevamo che la maggior parte dei residui si depositava sul fondo. Aveva un colorito grigio, ma noi cosa potevamo fare? Non c'era alternativa e l'abbiamo bevuta. Evgenia, i volontari e le volontarie
decidono allora di destinare ai minori tutta l'acqua in bottiglia che viene recuperata dai pozzi. E dato che i rifugiati del teatro si trovano ancora nei posti occupati casualmente un giorno, decidono che è anche giunto il momento di redistribuire le persone nelle varie aree dell'edificio, in base al loro grado di fragilità. Le donne con i bambini piccoli e le persone malate, ad esempio, vengono tutte spostate nel seminterrato. Oltre che essere la zona più sicura, è anche quella meno esposta alle intemperie, perché non ci sono porte né finestre. Le donne in gravidanza o che hanno appena partorito vengono ospitate sul camerino sul retro, al primo piano, vicino all'ambulatorio. Tutti i volontari attivi nella gestione del teatro, i disabili, gli anziani, le persone che hanno sviluppato problemi di ansia, di panico, di claustrofobia, rimangono al pian terreno. Per rendere fruibili tutti questi spazi enormi, i volontari e le volontarie devono costantemente ostruire porte e finestre, i cui vetri vanno in frantumi a causa delle esplosioni. Il teatro, per fortuna, dispone di un'infinità di materiali da costruzione, compensato, cartongesso, legno, accumulati nel tempo in diversi magazzini. Uno di questi, che conserva molti degli oggetti di scena, si trova sempre sul retro e diventerà la cucina interna del teatro. Lo vedi quello che ride lì in fondo? Quello è Schurig. Una mattina fece una missione di approvvigionamento e trovò questi tripli stampi di pane da forno. Allora tutti abbiamo detto, dai, facciamo il pane. Abbiamo trovato il lievito e la farina c'era già. Le ragazze hanno impastato il tutto. Il pane non è venuto bene perché faceva freddo, ma almeno la pasta è lievitata e noi eravamo felici. Da quella volta abbiamo provato a rifarlo ogni giorno. La cucina era un vero deposito, disseminato di recipienti in alluminio. Alle pareti era piena di scatole molto grandi, contenenti cappelli, costumi, fiori artificiali, che ogni tanto ci mettevamo anche addosso, così, per ridere. Schurig era una specie di fabbro, riusciva a ricavare un lavandino da un serbatoio e un rubinetto, un vero genio. Un altro ragazzo assemblava i componenti elettronici che recuperavamo per strada. Faceva delle piccole torce elettriche manuali, con una batteria e una specie di lampadina in cima. Poi ce le regalava, per fare in modo che potessimo muoverci più agevolmente tra la cucina e il resto del teatro, perché lì dentro era veramente buio. La polizia del teatro richiede energie e sforzi notevoli. I volontari raccolgono almeno una volta al giorno la spazzatura su ogni piano, quindi la bruciano all'esterno, in un enorme contenitore di metallo recuperato dalla scenografia di un vecchio spettacolo teatrale. Ultimo, ma essenziale, il servizio volontario per la sicurezza interna del teatro. Ci definivano security, ma francamente non ho mai capito perché. Eravamo soltanto dei controllori, facevamo attenzione affinché tutto scorresse normale. Poi una ventina di noi per circa 3.200 persone, che fu la capienza massima all'interno del teatro. Ma quale sicurezza potevamo garantire? Giravamo per verificare le porte e le finestre del piano terra, con turni di 3 ore ciascuno, 24 ore al giorno, 2 uomini per ogni lato, perché era successo che qualcuno si fosse introdotto in teatro per rubare. Noi non facevamo entrare nessuno senza il permesso dei responsabili, nemmeno la polizia e i militari potevano passare. Sono circa un centinaio i volontari attivi dentro e fuori il teatro, ma la popolazione, come abbiamo sentito, cresce ogni giorno, perciò è necessario trovare qualcosa che li renda riconoscibili visivamente. Dopo diversi tentativi fallimentari, i volontari decidono di adottare una banalissima fascia di scotch bianco stretta all'avambraccio. Ma la prima volta in cui escono per scaricare gli aiuti portati dalla polizia, i poliziotti rimangono sbalorditi. Chiedono cosa diavolo si siano messi addosso e i volontari replicano orgogliosi che quello è il loro segno di riconoscimento. Uno dei poliziotti scoppia a ridere, l'altro si trattiene e gli informa che la fascia bianca è il simbolo dei collaborazionisti filorussi, quindi magari è meglio se se la tolgono prima che arrivino i militari ucraini. Tra i volontari scatta il panico, viene indetta una nuova assemblea per trovare un altro segno distintivo. Alla fine è Evgenia ad avere la più banale delle illuminazioni, il guardaroba. Ogni teatro che si rispetti ha un guardaroba e quando si cede un capo d'abbigliamento viene dato in cambio il numero. I volontari prendono la scatola da sotto il bancone del guardaroba, si scelgono il loro numero preferito e se lo mettono al collo. Ed è un numero che molti dei sopravvissuti conservano gelosamente ancora oggi. La cisterna dell'acqua inizia finalmente a parcheggiare ogni giorno davanti al teatro. L'8 marzo arriva anche la cucina da campo,
ma solo dopo averla sistemata i volontari si rendono conto che praticamente nessuno tra loro sa come farla funzionare. Un ragazzo di origine georgiana allora si fa avanti. Andai a chiedere se la cucina era attiva, perché avevo visto che il cibo da preparare era già stato scaricato. Mi dissero che nessuno sapeva come usarla. Allora io proposi: lasciate fare a me, ho una certa esperienza. Specificai che ero stato un cuoco dell'esercito e che nessuno era mai morto per le mie pietanze. In quei giorni cucinai a ritmi scalati. La sola lamentela che ricevetti era che mettevo troppe spezie nel cibo, ma essendo georgiano per me era anche normale. L'8 marzo giungono a teatro anche i primi sopravvissuti ai bombardamenti, portati direttamente lì dalla polizia e dai militari, che in teoria non potrebbero farlo, perché il teatro non è un rifugio permanente. Venne a sapere quel giorno che la nostra casa era stata distrutta da un missile. I pompieri riuscirono a mettere in salvo molti dei miei vicini e della gente del quartiere. Quando vidi entrare le donne, le accolsi dicendo: ragazze, oggi è l'8 marzo. Oggi è la nostra festa. Io non uscivo quasi mai fuori, ero terrorizzata dalle esplosioni, dalle distruzioni, uscivo solo nei momenti di tregua per fumare. Vedevo la città cambiare giorno dopo giorno, l'aria era diventata diversa, fitta e scura, sembrava difficile da respirare. Era molto doloroso per me uscire e vedere un'infinità di incendi che bruciavano ovunque. Di corridoi verdi qualche giorno non si parla neanche più. Gli aiuti umanitari aumentano, dentro il teatro si fanno addirittura le scorte, così la gente non chiede più molte informazioni ai poliziotti e ai soldati. Anche l'organizzazione interna migliora, vengono persino fissati gli orari che scandiscono l'apparente normalità della sopravvivenza. Alle 6 del mattino si accende la cucina da campo, dalle 7 alle 11 si distribuisce l'acqua calda per il tè o il caffè, insieme al cibo procurato per la colazione. Poi i volontari si occupano delle loro mansioni abituali. Dalle 12 alle 13 si cucina per il pranzo. La sera bisogna spegnere tutto prima del coprifuoco. Alle 22 il teatro tace e tenta di dormire, con almeno un orecchio rivolto ai rumori esterni. Il cibo dei pasti viene sempre distribuito all'ingresso, dove una volta c'era la biglietteria. Una fila prioritaria per le donne e i minori, l'altra per gli uomini. Sul ballatoio del secondo piano si trova l'area giochi e animazioni per bambini, gestita dalla sedicenne Anastasia Carpeva. E visto che i bambini amano scorazzare in lungo e in largo, viene chiesto loro di fare un finto censimento delle persone presenti, con fogli di carta e matite colorate, un'attività che li vedrà freneticamente impegnati per giorni. Ogni servizio aveva un responsabile. Ci incontravamo alle 8 del mattino con ognuno di loro per una riunione collettiva, nella quale discutevamo quale servizio avesse dei problemi. Se non c'erano criticità, il responsabile se ne andava, rimanevano solo quelli per cui bisognava trovare delle soluzioni. In qualche modo ci siamo auto-organizzati abbastanza rapidamente e io sono rimasta stupita da come questo sia avvenuto. Vivevamo come in una comune, tutti si sostenevano, non c'erano mai scandali né risse. Anche nelle code per il cibo era sempre tutto tranquillo. Naturalmente c'erano anche persone scontente. Qualcuno si lamentava che non gli davamo porzioni sufficienti, ma noi rispondevamo che loro non erano gli unici e che era necessario razionare ogni cosa, perché non sapevamo quanto tempo saremmo rimasti lì, né quanto cibo avremmo avuto. Sono giorni di fiducia e di speranza. Dietro una parete sottile di metallo che era stata montata per proteggere il palco, le persone scoprono l'esistenza di un vero pianoforte, intatto e ancora accordato. Come fossero animali impauriti, vi si avvicinano gradualmente e molti cominciano a riunirsi lì intorno, soprattutto di sera. Poi un giorno arriva un ragazzo e lo suona veramente quel piano. Poi si rivolge alle persone intorno dicendo: adesso vi suono qualcosa di più leggero, e inizia.
questo che i loro dialoghi serali sul palco buio del Gran Teatro somigliano davvero a una tragedia di Shakespeare. Era diventato abituale per noi discutere su quale fosse il miglior modo di morire ed eravamo entrambi d'accordo nel desiderare una morte rapidissima, una morte da bombardamento, non da soffocamento sotto le macerie. Elisabetta mi chiese: tenteremo di uscire da qui, vero? E io le dissi: certo, noi andremo fuori da qui. Anche chi si impegna attivamente come volontario comincia a percepire l'insensatezza di quegli sforzi continui. Tutti i giorni erano uguali. Ogni tanto mi chiedevo se non fosse una specie di esperimento sociale che consisteva nel vivere un unico giorno continuo. Ti addormentavi, poi ti svegliavi e nulla era cambiato. Indossavi sempre gli stessi vestiti, eri sempre nello stesso posto, dovevi fare sempre le stesse cose. Sergei e Evgenia, i volontari e le volontarie, capiscono che è venuto il momento di far sapere al mondo che cosa è diventato quel teatro. Perché se è stato colpito un ospedale significa che ogni limite è già stato oltrepassato. Bisogna portare il teatro sugli schermi del mondo, sui social, nelle televisioni, come fosse davvero un palcoscenico universale, popolato da migliaia di persone impaurite e orgogliose, da centinaia di bambini frenetici e traumatizzati, da esseri umani che non sono attori e vivono immersi in quel microcosmo. Stavo tornando da una delle mie missioni esterne, doveva essere il 10 di marzo, e mentre mi stavo avvicinando, una delle nostre guardie di sorveglianza mi è corso incontro, dicendomi che qualcuno stava registrando un filmato. Sono arrivato all'ingresso e lì ho visto i 2 militari col cellulare che riprendevano. Mi hanno chiesto come vivevamo, come era stato organizzato il teatro e così via. Io li ho accompagnati per tutti i piani, compreso il seminterrato dove si viveva strettissimi. Poi li ho portati in un ristorante abbandonato lì vicino, dove avevo messo a riparo altre 80 persone. Alla fine, Damir Surov, il responsabile della sorveglianza, e Sergei Zabonsky si mettono davanti alla videocamera dei soldati, ma forse per la prima volta in vita loro non devono recitare. Люди, услышьте нас, здесь больше 1000 человек, детей, маленьких, которых у всех температура. И роженицы есть, это травма, тут боль, тут сложно. Помогите нам. Пожалуйста, остановите всю эту историю. Дайте коридор, вывести женщин и детей из раненых. Пожалуйста. Я не знаю кто, я не знаю как. Остановите, блядь, это. Это нормально. La mattina del giorno successivo, 11 marzo, c'è la solita riunione delle 8 con tutti i responsabili, Genia e Sergei. Qualcuno propone di scrivere i titoli, bambini, a caratteri cubitali sui 2 piazzali del teatro, quello anteriore e quello posteriore. C'è un dibattito intenso sulla proposta, come si addice a ogni autogestione. Molti pensano che proprio una scritta del genere attirerebbe i cacciarossi. Sarebbe una specie di provocazione e quelli non aspettano altro. Alla fine votano e decidono, le scritte si fanno e in meno di un'ora quella mattina vengono realizzate. C'è stato un periodo in cui la gente mi fermava continuamente e mi chiedeva: Sergei, cosa accadrà al teatro? Io rispondevo: nessuno ci bombarderà, abbiamo le scritte bambini su entrambi i lati, ma riuscite a immaginare che risonanza avrebbe in tutto il mondo? In 2 settimane d'assedio e quasi 20 giorni di guerra non ci sono state vittime né feriti gravi tra i rifugiati del teatro, nemmeno tra i volontari che operano all'esterno. Ma il 13 marzo un colpo di mortaio cade nel parco circostante il Gran Teatro, distruggendo un albero proprio nella zona accanto alla cucina da campo e ai bracieri. I pochi feriti vengono medicati senza problemi e Genia, scherzando, dice a tutti che quell'albero è stato l'angelo custode del teatro. Poteva andare molto peggio, certo, ma ai miracoli adesso non crede più nessuno. Così il giorno successivo, lunedì 14 marzo, un lunghissimo corteo spontaneo di circa 150 automobili crea la prima vera evacuazione di massa dalla città di Mariupol. Non ci sono corridoi ufficiali, non c'è la Croce Rossa, la polizia e i militari ucraini non garantiscono nulla, e tantomeno i russi.
La fuga viene interamente organizzata dal basso, è figlia di quella speranza della disperazione che aveva caratterizzato la permanenza in città di molte persone. Chi non è partito quella notte non dorme. L'assedio sembra un terremoto in avvicinamento, le vibrazioni alle pareti del teatro aumentano, i rifugiati sono sempre più smarriti, persi tra la disinformazione russa e la mancanza di certezze sull'andamento effettivo della guerra. Sanno soltanto che quello splendido edificio neoclassico rischia realmente di diventare la loro tomba. Così, martedì 15 marzo, altre 200 automobili si muovono fin dalla mattina verso i confini della città. Chi era partito il giorno prima forse ha mandato le conferme sperate e la voce, vera o falsa che sia, si è sparsa in un attimo. Si può passare. Si arriva fino alla terra promessa di Zaporizhzhia dopo 1000 checkpoint nei quali i russi controllano minuziosamente ogni cosa e nei quali non devi azzardarti a fare una mossa falsa. Anche chi non ha un mezzo tenta di fuggire, chiedendo un passaggio, ma molti automobilisti rifiutano, dicono di dover recuperare altre persone o di avere il bagagliaio pieno anche quando è vuoto. Alcuni chiedono addirittura dei soldi. Il sogno della solidarietà e del mutuo aiuto scompare. Nella notte tra il 15 e il 16 marzo c'è stato il peggior bombardamento che abbia mai vissuto. Le granate volavano all'infinito, il terreno tremava. Sentivamo i lampadari della sala tintinnare forte e i pezzi di vetro che erano rimasti sulle finestre cadere. È stata la prima volta in cui ho avuto paura in 3 settimane. Qualunque cosa fosse successa prima non mi aveva preoccupata, ma quella notte ero follemente spaventata. Ero sveglia e camminavo intorno al teatro. La gente non stava dormendo affatto, erano tutti seduti alla luce delle candele e molti pregavano. È stato spaventoso anche la mattina, quando abbiamo visto il bombardamento del mercato centrale davanti ai nostri occhi. La mia casa si trovava proprio da quelle parti e ricordo che quando sono uscita dal teatro ho pensato: da dove sale quel fumo? Avranno colpito anche casa mia o no? Devo correre a verificare, ma non sono riuscita a muovermi. Nonostante gli attacchi siano così vicini, anche la mattina di mercoledì 16 marzo, la gente esce in massa dal Gran Teatro per abbandonare la città. In 2 giorni la popolazione interna si è ridotta drasticamente, forse di 2/3. Sono rimaste tra le 600 e le 1000 persone circa. Così vuoto il teatro non l'avevo mai visto in quelle settimane. Con Sergei ci siamo messi a camminare intorno e abbiamo valutato il numero di posti che si erano liberati. Bisognava dare una pulita generale, c'era molta immondizia in giro e poi dovevamo preparare i posti per le persone che sarebbero arrivate in seguito. Il fatto è che io e Sergei non potevamo camminare per il teatro senza che qualcuno ci chiedesse costantemente di aiutarlo o aiutarla a fare qualcosa, a risolvere alcuni problemi. Così gli ho detto: andiamo nella centralina termica e parliamo lì. Siamo entrati e abbiamo iniziato a parlare. Ci è voluto 1 minuto e mezzo prima che accadesse. Alle 10:05 del 16 marzo 2022, 2 bombe aeree da 500 kg lanciate da un cacciarusso sfondano il tetto del teatro ed esplodono nel salone centrale a mezz'aria, poco sopra il palco, creando un'onda d'urto che uccide all'istante chiunque si trovi nel raggio di 20 metri e che solleva il tetto del teatro in un'altissima nuvola di fumo e detriti, scagliando frammenti e schegge in un raggio di circa 200 metri. Crollano immediatamente le pareti ai lati del palco, frana verso l'esterno l'intera ala adiacente alla cucina da campo e la cucina da campo viene seppellita con tutti i volontari che vi stavano lavorando. Ho visto una donna sotto le macerie che mi ha supplicato di aiutarla, ma le pietre che la ricoprivano erano troppo pesanti, da sola non ce la facevo. C'era un ragazzo lì vicino, avrà avuto 16 anni, ma anche in 2 non ce l'abbiamo fatta. Lei mi guardava e chiedeva aiuto, io la guardavo e capivo che non potevo aiutarla in alcun modo. Quando ti dicono che è morta una persona è una cosa, ma quando vedi come muore una persona è molto diverso. Il teatro si riempie immediatamente di una nebbia fittissima di polvere che acceca tutti in ogni piano, una nebbia talmente densa da ostruire le vie respiratorie. I superstiti sentono le urla di chi è rimasto intrappolato, di chi chiede aiuto, e da altre grida capiscono che in teatro si stanno sviluppando diversi principi di incendio. Devono uscire, ma non sanno dove dirigersi. Avanzano lenti, tastando l'ambiente intorno e coprendosi il viso.
ricordo il buio, poi le scintille. Mi sono sentita come se fossi sdraiata su qualcosa, poi mi è sembrato di addormentarmi. Non capivo dove fossi. Quando i rumori sono cessati, Sergei mi ha urlato «Sei viva?» Io gli ho detto di sì. Lui è stato il primo a uscire sotto le macerie e ha iniziato a rimuovere quelle che mi coprivano. Quando sono riemersa mi sono guardata intorno e sono rimasta sconvolta. In pochi secondi tutto si era trasformato in una massa di rovine, frammenti, mucchi di spazzatura. In un istante nulla era rimasto intatto. Evgenia e Sergei si salvano anche perché le mura della centralina termica e la porta antincendio li proteggono parzialmente dall'onda d'urto dell'esplosione, esattamente come avevano ipotizzato fin dal primo giorno. Anche Polina e Arthur sono salvi, come tutti i testimoni che avete visto e i loro familiari. Molti di loro però saranno estratti vivi dalle macerie solo dopo lunghi interminabili minuti. Altre persone non hanno avuto la stessa fortuna. Un uomo raggiunse me e mia madre in quel caos. Ci disse: Lenka è morta. Io ero totalmente confusa, frastornata e d'istinto chiesi chi fosse questa Lenka e lui disse: la vostra vicina di stanza, Oliena, la madre del piccolo Sashko, quella con il giubbino rosso che lavorava nella cucina da campo. Io rimasi impietrita, gli chiesi come faceva a saperlo e lui disse: quelli della cucina esterna sono morti tutti. Sashko aveva 9 anni, lo trovammo poco dopo fuori dal teatro, rosso, piangente, singhiozzante. Io e mia madre ci chiedemmo subito cosa fare. Mia madre lo abbracciò e io tentai di calmarlo. Poi dissi a mia madre che non ce ne potevamo andare lasciandolo solo e lei mi disse: no, lo prendiamo con noi. I bombardamenti sull'area del teatro proseguiranno anche nelle ore successive, ostacolando i soccorritori occasionali come questi giovani. Все ближе! Побежали отсюда! Саша! Страшно! Да! Questi sono gli ultimi video che Sergei Zabonsky riesce a registrare all'esterno del teatro in fiamme, su dal fronte e il retro dell'edificio distrutti. È l'ultimo addio e lui lo chiama ripetutamente il mio teatro. Это мой театр, в котором я проработал 19 лет. Dopo essere usciti dalle macerie, io e Genia siamo corsi in direzioni diverse. Genia è andata verso il seminterrato, mentre io sono uscito all'esterno, da dove sentivo provenire numerose richieste d'aiuto. Ho iniziato a rimuovere le macerie per estrarre le persone intrappolate. Poi ho visto dei ragazzi immobili, spaventati, che non sapevano cosa fare. Allora ho gridato loro di venire ad aiutarmi e di fare in fretta. Ancora oggi non riesco a pensarci senza piangere. Spesso i ricordi mi vengono a trovare nei sogni e lì la vedo sempre. Alle volte preferirei davvero non ricordare nulla. Quella mattina, dopo aver messo in salvo alcune persone, ho attraversato l'ingresso principale del teatro. Sono salito su fino al 3° piano e lì, sulle scale, ho camminato sul corpo di una bambina morta. Aveva circa l'età di mia figlia Polina e io ho capito soltanto che non potevo più aiutarla. Dopo la distruzione del teatro, io, Genia, Arturo e Polina abbiamo scelto di fuggire all'estero. Una volta oltrepassato il confine, però, le nostre strade si sono divise. Arturo vive in Repubblica Ceca, io sono venuto in Estonia. Genia e Polina, invece, sono andate in Francia. Oggi vivo a Tallinn e non faccio più l'insegnante di recitazione né l'attore. Hanno detto che la mia fascia d'età è già coperta. Oggi monto le scenografie degli spettacoli teatrali e faccio il tecnico dietro le quinte. Ho rilasciato le mie testimonianze a qualsiasi organizzazione per i diritti umani, a qualsiasi tribunale per i crimini di guerra. Ho parlato anche con Amnesty International,
ma quando ho letto il loro rapporto non ho potuto crederci. Hanno scritto che le vittime del bombardamento del teatro sarebbero una dozzina. Ma come si sono permessi di mentire? C'ero io lì a estrarre i cadaveri dalle macerie, non loro. Ah, te lo ricordi Damir? Damir Sutov, il mio collega, il responsabile della sorveglianza, quello che fece l'appello insieme a me. Lui ci era tornato a Mariupol e per continuare a lavorare come attore ha dovuto dichiarare a tutta la stampa russa che il Gran Teatro è stato fatto saltare in aria dall'interno. Ha persino affermato che non ci sono stati morti e che l'odore terribile dei giorni successivi, proveniente da sotto le macerie del teatro, era soltanto il pesce congelato che avevamo immagazzinato per sfamare le persone. Non ha detto a nessuno che lui se n'era andato il giorno prima della strage, il 15 di marzo, quindi non ha visto né vissuto nulla, quel bastardo. Sto studiando francese in una scuola di lingue, 5 giorni alla settimana, dalle 9 alle 17. Io e Polina abbiamo fatto domanda di protezione internazionale e questo comporta una raccolta infinita di documenti e una serie di incontri presso alcune organizzazioni. Naturalmente devo anche aiutare mia figlia a studiare. In questi giorni mi sto preparando per andare a Parigi. Devo sostenere un colloquio nel quale dovrò raccontare la mia storia nei dettagli per cercare di convincere la Commissione che non sto solo chiedendo asilo in Francia. Quindi ho bisogno di ricordare tutto quello che è successo nel teatro, prima e dopo la sua distruzione. E sarò onesta, tu non sei l'unico che mi ha chiesto di raccontare questa lunga storia. Allora, grazie. Giusto per concludere, avevamo pensato con Marina che lasciarvi così sarebbe stato veramente tristissimo e poco beneaugurante. Poche settimane, anzi pochi giorni fa, una nostra amica, Oksana Stonia, appunto la poetessa di Mariupol, originaria di Mariupol, ha realizzato il suo sogno e il suo sogno è questo. Applauso per il ritorno di Dmitro Pashkov dopo 4 anni di carcere, torture, violenze di ogni tipo, ha riabbracciato Oksana Stonia e noi ci auguriamo che questo sia il futuro dell'Ucraina libera e indipendente e sovrana. Grazie a tutti, slava Ucraina! Per chi non abbia preso il libro di Oksana ci sono ancora delle copie e questa è l'ultima tiratura prima del ritorno del suo marito. Quindi tutte le poesie che trovate qua, che erano come delle piccole profezie, che gli diceva: vedrai un giorno tornerai, guardiamo insieme il bosco, guardiamo insieme i fiori, adesso lo
sperando che la sua salute regga, potranno davvero farlo. E speriamo novembre prossimo rivedere Oksana insieme a Dmytro. Ok? E tutto questo sforzo organizzativo che avete visto è completamente autogestito. Abbiamo avuto questa gentilissima presenza di Mix Market che ci ha portato da mangiare. Però tutto il resto lo facciamo noi, quindi abbiamo 3 diverse cassette per le offerte e abbiamo anche tante cose da offrire, perché ci sono dai segnalibri alle cartoline alle candele di cera pura di api della regione di Poltava, abbiamo sacchettini di lavanda della stessa regione, abbiamo libri assolutamente gratuiti offerte dalla comunità europea in italiano e ucraino per chiunque abbia dei figli o nipoti o cugini o bambini con i quali voi lavorate, prendeteli anche banalmente da portare nello studio di un logopedista o di un psicologo, qualsiasi cosa, prendeteli, ne abbiamo a bizzeffe. E un'ultima cosa, ma non meno importante, per chi non c'era quando lo spiegavo all'inizio, ci sono degli oggetti fatti dalle nostre ospiti, dalle donne e uomini che hanno creato questo quadro e che loro hanno portato. Sono vari, io ne ho uno addosso perché me l'hanno regalato, questo anello splendido, immaginate un anello ricamato a mano, sono veramente pezzi unici. E ultima, allora i momenti come questi sono molto fugaci, ci colpiscono, poi passano, però verba manent, cioè se voi scrivete nei nostri libri degli ospiti quei pensieri che vi passano in testa adesso, resteranno e anni dopo, quando noi ci guarderemo indietro, penseremo cosa abbiamo fatto nel 2006, prenderemo in mano questi libri degli ospiti, li sfoglieremo e ci ricorderemo di ciascuno di voi, delle vostre parole o disegni, se uno è stanco di scrivere. Poi se uno conosce lingue particolari che altri non conoscono, non so, l'armeno o cose del genere, siete liberi, c'è già scritti in farsi e anche qualche giapponese è passato. Ecco, quindi grazie per l'attenzione, chi vuole aiutare a sgomberare, tipo Mattina si di solito fa questo. Grazie a voi. Ok, ancora 5 minuti. A lei è venuto spontaneo a leggere una poesia e adesso lo legge, non so se riuscirò a fare traduzione al volo perché non so che poesia è, però adesso... Моя донечка написала вірш про Маріуполь, коли ми з чоловіком були на Азовсталі. Я хотіла би вам його прочитати, можу куплетами, але можу перекладати. Lei ci vuole leggere la poesia che ho composto a loro figlia per lei e suo marito quando erano dentro Azovstal e io dovrò tradurre. Ok, non prometto in rima. А Маріуполь, на яке місце схоже? Спиталися якось в мене негоже. Сіла я в тиші поміркувати, чарівний драмтеатр в голові почала уявляти. А Маріуполь, на яке місце схоже? Спитала якось в мене негоже. Сіла я в тиші поміркувати, чарівний драмтеатр в голові почала уявляти. На душі мої гори, як згадує синє море, той морський бриз прохолодний, який гуляв вечорами, немов безтурботний. Шкода, далеко мені зараз до моря. Складна на сьогоднішній день пала мені доля. Захопилася в світі та в своїх думках. Шукаю я дім в незнайомих містах. Інколи бачу місця, що мені до вподоби, але напевно вони на маріупольські схожі. Qual è la città che assomiglia a Mariupol? Quando penso a questa città mi immagino il teatro del dramma e il mare, ma la vita oggi è così complicata e sono così lontana da quel mare bello che di una volta. Eppure anche quando viaggio e trovo altre città che possono sembrare carine, il mio cuore comunque va verso Mariupol perché per me è la città più bella. Io vi leggerei anche un verbo di, scusate, un secondo.
secondo solo che vi trovo la mia poesia preferita, che è Soняшник. Ok, adesso ok, 46. Allora ve la leggo direttamente in italiano e se qualcuno fa il video poi lo mandiamo a Oksana, le farà piacere. Il girasole, dedicata al mio marito Dmitro Paskalov. Amore mio, tu vivi a febbraio e io a settembre. Da quando fra noi una voragine si è aperta, passano fragorosi giorni, allarmi e persone scorrono fra delusione e disperazione. Ma fra noi due c'è il nulla, come sempre, che può frangersi perché di vetro sembra. Questa strada è troppo lunga e dolorosa, troppa è la distanza, vacilla il pavimento, ma io insisto a fare incantesimi per te, vivo. Bacio tenacemente i tuoi occhi pensosi e da una eternità che supplico Dio di stare dalla nostra parte in questa guerra. La distanza tra noi, nelle insogne è misurata, nelle cicatrici sul cuore e nelle tempie imbiancate. Ma il girasole della speranza, brillante e forte, fiorisce e protende ancora al cielo le foglie, come quello che cresceva sul mio poggiolo. Presto tornerai, amore mio, e lo vedrai da solo. Ecco, è quello che si avverrà. Ecco, basta, la serata è finita, i libri degli ospiti sono